Buongiorno, ben ritrovati. Siamo in diretta anche oggi. In primo piano la cronaca, un'infermiera di 37 anni è morta in Ucraina, viveva da anni a Villorba nel Trevigiano, poi era tornata nel suo paese per combattere. Madre di 2 figli, è morta pochi giorni fa. La notizia ha sconcertato la comunità, ne parleremo assieme al nostro Christian Arboit, che è andato sul posto nel Villorbese. Ed ancora cronaca dalla provincia di Treviso: un giovane di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri nell'area montelliana della provincia di Treviso su ordine di carcerazione della Procura della Repubblica di Venezia, perché condannato a 3 anni e 5 mesi di reclusione per il reato di rapina e indebito utilizzo di carte di credito. I fatti a lui attribuiti risalgono al febbraio del 2021 nel capoluogo lagunare. L'uomo ora si trova rinchiuso nel carcere di Treviso. E ci spostiamo invece nel Padovano con l'omicidio di Mattia Caruso, il 30enne venditore di dolciumi di Albignasico, ucciso da una coltellata al cuore. I carabinieri al lavoro sull'ultima ora di vita del giovane. Le telecamere di videosorveglianza dei laghetti di Sant'Antonio avrebbero registrato l'ombra di un uomo in fuga. Un'ombra scura che si allontana dall'esterno del chiosco dei laghetti di Sant'Antonio proprio all'ora del litigio finito con l'accoltellamento di Mattia Caruso. Un'ombra che potrebbe sembrare quella dell'uomo di colore con il cappuccio in testa, che secondo la ricostruzione fatta dalla fidanzata di Mattia, che in quel momento lo aspettava in auto, avrebbe prima litigato, poi colpito a morte con una coltellata al cuore il giovane. Se alcuni tasselli sembrano andare al loro posto nella morte di Mattia Caruso avvolta nel mistero, restano molti i punti di domanda. Secondo quanto detto dalla fidanzata di Mattia agli investigatori del reparto operativo dei Carabinieri di Padova, il 30enne venditore di dolciumi residente ad Albignasico, nonostante la ferita e senza dire nulla alla donna, sarebbe salito in auto mettendosi alla guida in direzione di Abano Terme. Qui, dopo circa 3 chilometri, avrebbe accostato in via dei Colli Euganei scendendo per poi crollare sanguinante sull'asfalto. Solo allora la fidanzata si sarebbe accorta della ferita di Mattia Caruso, che, soccorso, è morto dopo circa mezz'ora in ospedale a Padova, dove era giunto in ambulanza. Com'è possibile che la donna non si sia accorta di nulla? E com'è possibile che Mattia Caruso abbia trovato la forza di guidare per tutto il tragitto? A queste domande dovrebbe rispondere, almeno in parte, l'autopsia che è stata disposta dal PM Roberto Piccione. Nel frattempo continuano le indagini per dare un volto a quell'ombra sfumata che potrebbe appartenere all'assassino di Mattia Caruso. Aggressione notturna in centro storico a Vicenza, ha fermato ed espulso uno straniero. Aggressione in centro storico, fermato ed espulso il responsabile. Tutto è successo in nottata quando una pattuglia della squadra volanti è intervenuta a seguito della segnalazione della rottura di un finestrino di un'auto in sosta nella zona del Quadrilatero, all'angolo tra via Milano e via Firenze. Nell'intervento è stato sorpreso un cittadino tunisino di 44 anni con a proprio carico precedenti penali di varia natura e gravità, mentre si aggirava con fare sospetto e con la mano destra sanguinante. Non lontano da lì un altro soggetto con il volto ferito e sanguinante che indicava il primo come responsabile dell'aggressione. Pertanto il questore Paolo Sartori ha emesso a carico del tunisino irregolare in Italia un decreto di allontanamento dal territorio nazionale. Non solo, nell'arco dei controlli interforze che si sono concentrati nelle aree calde del capoluogo sono state controllate 88 persone in tutto, di cui 35 straniere e 19 con precedenti penali. Al termine delle attività operative sono stati adottati provvedimenti di 2 fogli di via dal Comune di Vicenza, 3 avvisi orali, 2 ordini di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di cittadini extracomunitari che sono risultati irregolari e con a carico precedenti. Dovranno lasciare l'Italia entro 7 giorni. Soggiogava e prevaricava donne fragili, facendo credere un sincero affetto in cambio di ingenti somme di denaro. 2 casi accertati dalla polizia di Padova, che ha posto agli arresti domiciliari un siriano di 39 anni.
Le vittime accertate sono 2 donne, una ultrasessantenne, l'altra ultrasettantenne. I soldi sottratti, una cifra astronomica che supera il €500.000. Approfittava della vulnerabilità emotiva delle sue vittime, il cittadino siriano di 39 anni, posto agli arresti domiciliari dopo un'attenta indagine condotta dagli agenti della squadra mobile di Padova. Secondo quanto ricostruito, dopo aver iniziato una relazione sentimentale con le sue vittime, lo straniero otteneva da loro fiducia e consegne di ingenti somme di denaro che spesso si faceva dare dopo aver minacciato di interrompere la relazione o di togliersi la vita. Le donne, che vivono della loro pensione e del loro stipendio una volta finiti i soldi, non riuscendo a soddisfare le pressanti richieste, si erano persino rivolte ad amici e parenti dietro le ulteriori minacce di avere i conti correnti hackerati o di diffamare i figli o gli ex coniugi. A una donna il siriano avrebbe addirittura rubato un anello di brillanti. Da settembre, dopo i primi riscontri investigativi, l'uomo era destinatario di un ammonimento del questore. Nonostante ciò, le richieste e le minacce erano continuate. Per questo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Indagini sono in corso per accertare una terza possibile vittima. Ed ora invece andiamo a Treviso, dove lo vedo già pronto nei nostri schermi Christian Arboit. Parlavamo prima in apertura di questa edizione della morte della 37enne infermiera che è andata a combattere in Ucraina. Christian, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3. È un po' il fatto del giorno, questa giovane madre ucraina che risiedeva in Italia ormai da anni, partita qualche mese fa da Villorba, dove viveva con il marito e i 2 figli, per andare a combattere, per andare ad aiutare il suo popolo di origine. Era partita, la vedete, Mariana Triasco, per supportare dal punto di vista sanitario l'esercito ucraino, la resistenza ucraina, ma non ce l'ha fatta. Mariana è morta qualche giorno fa, colpita da un drone russo a una ventina di chilometri da uno degli scenari più emblematici del conflitto in Ucraina, la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Insomma, una vera e propria tragedia che ha coinvolto questa giovane madre. Ovviamente l'addio è stato straziante, i funerali si sono svolti ieri nella sua città d'origine poco distante. Le cronache locali parlano di un funerale partecipatissimo. Fra poco mi recherò a Villorba per capire qual è l'umore anche della popolazione, dove la donna era particolarmente integrata. Lascia il marito Edgardo Spagnuolo e 2 figli di 14 e 10 anni. Naturalmente più volte in questi mesi vi abbiamo raccontato la fuga di tante madri, di tante famiglie, soprattutto dall'Ucraina in guerra, soprattutto in una prima fase tra febbraio e marzo, ma poi vi abbiamo raccontato anche la storia di partito dal Veneto per andare in Ucraina a combattere, ed evidentemente Mariana era una di queste donne che sono partite appunto per supportare il loro popolo. Questo è il fatto quindi del giorno qui in terra di Marca, ma è importante anche citare la cerimonia che si è appena conclusa a Treviso, dove mi trovo all'esterno del museo di Santa Caterina, con la celebrazione della polizia. Oggi giornata del santo patrono San Michele, c'è stata una funzione religiosa nella chiesa di Santa Maria Maddalena, poi le consuete premiazioni all'interno del museo del Bailo, con il questore che ha consegnato i vari attestati, le varie medaglie al personale in congedo. Con lei tutte le forze armate, le forze dell'ordine della provincia di Treviso, le istituzioni, il comune rappresentato dal generale Giancarlo Iannicelli, il prefetto. Questa sera vi racconteremo questa giornata, perché ci sono tanti spunti anche operativi. Diciamo che dal questore è arrivato un impegno importante
a mantenere la tenuta sociale in questo autunno che si preannuncia difficile dal punto di vista del caro bollette e non solo. Quindi non ci sarà solo la repressione dei reati contro il patrimonio, furti in particolare, o la gestione della sicurezza stradale, ma anche per l'appunto un sostegno concreto alla popolazione in questa delicatissima fase. Per il momento da Treviso è tutto. Grazie davvero a Cristian, buon lavoro. Ed ora invece vi presento subito l'ospite che dovrebbe, eccolo qui, lo vedo già collegato con noi, Andrea Martello, segretario regionale del Partito Democratico, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Purtroppo la cronaca è in primo piano, abbiamo sentito, segretario, insomma, tante notizie e oggi abbiamo sentito anche l'appello del questore durante la festa della polizia che diceva, insomma, cerchiamo di mantenere, di tenere a livello sociale proprio per il caro bollette. La gente comincia ad essere stanca, esasperata, segretario, una situazione difficile che fra l'altro sta peggiorando perché da ottobre la situazione sarà ancora più grave e i provvedimenti, l'abbiamo detto davvero tante volte, ma i provvedimenti devono essere urgenti, immediati. Il rischio è davvero a livello sociale ormai. Ma innanzitutto penso che il questore abbia ragione, è un momento in cui dobbiamo avere la capacità per tenere la coesione sociale del nostro paese e delle nostre città, di essere più uniti possibili e di evitare delle tensioni. Non c'è dubbio che siamo di fronte ad un autunno difficile, che vive le difficoltà legate alla fase dell'aumento delle materie prime, dell'impennata del costo della luce e del gas, anche a causa della guerra in Ucraina, e oggi le famiglie hanno bisogno di risposte concrete che mettano al centro i loro bisogni, a cominciare da quelli di carattere economico. È per questo che noi abbiamo detto sempre fino a qui, anche durante questa difficilissima campagna elettorale, contrasto all'inflazione, tutela del potere d'acquisto delle famiglie, capacità di abbassare i costi delle bollette e di aiutare tutte quelle persone che stanno vivendo in una situazione di difficoltà. Ora c'è un governo, delle forze politiche hanno democraticamente vinto le elezioni, io mi auguro che mettano al centro tutto questo e producano dei provvedimenti utili. Mi auguro davvero che sia così nell'interesse del Paese, anche se le premesse di queste ore, diciamo, più legate ad uno scontro di potere su questo o quel ministero, non fanno proprio ben sperare. Tuttavia io penso che l'impegno di tutti dovrà essere quello di mettere al centro, in questa fase così difficile, la tutela della vita delle persone, del potere d'acquisto, dei cittadini, delle imprese e delle famiglie. Ecco, lei mi aveva anticipato proprio la domanda, insomma una situazione in questo momento delicata, insomma per proprio questioni interne al centrodestra e che insomma preoccupano, perché in una situazione già difficile, come dicevamo prima, proprio a livello anche sociale, insomma magari questi scontri in questo momento fanno pensare. Ma io non voglio adesso dare un giudizio già definitivo su quello che questo governo farà. E noi faremo un'opposizione che io ho definito dura e democratica, e la faremo in nome degli interessi dei cittadini, per quanto mi riguarda anche in nome della rappresentanza del territorio e del Veneto in primo luogo. Vediamo quali saranno i provvedimenti, vediamo se ci sarà la capacità di intervenire nella sostanza di tante questioni che riguardano appunto il potere d'acquisto, il lavoro, il sostegno alle imprese, l'abbassamento delle tasse. Mi auguro che queste non siano state promesse solo fatte durante la campagna elettorale, e che se invece ci si possa confrontare nel merito delle scelte. Purtroppo ho visto che in questo periodo sono stati molto uniti
su diciamo, lo schema di potere, lo sono meno sullo schema di governo e credo che lo siano ancora meno sulle scelte che dovranno riguardare che cosa dovrà fare il governo. Ma naturalmente lo vedremo, è avvenuto anche un grande capovolgimento di rapporti di forza all'interno del centrodestra che riguarda anche la nostra regione, tra la Lega, che non è più il primo partito e non è nemmeno il secondo, perché il secondo è il Partito Democratico, e i Fratelli d'Italia, che in Veneto sono diventati il primo partito. Credo che questo determinerà anche nella nostra regione, comunque nella tenuta complessiva del governo, qualche cambiamento. Ecco, parliamo anche del congresso del Partito Democratico, non si conosce ancora la data, però insomma ora si cerca il successore di Letta. Beh, intanto una notizia, se sarà vera, che anche gli altri partiti come la Lega faranno un congresso. Noi siamo abituati, come sempre, a confrontarci nel merito sull'esito dei risultati elettorali. Non c'è dubbio che nazionalmente questo nostro risultato sia stata una sconfitta. Letta se ne ha assunto la responsabilità. Non solo ha detto dobbiamo discutere di tutto questo, ma facciamo un vero e proprio congresso in cui rimettiamo al centro non tanto e solo il successore di Letta, quanto piuttosto l'identità che il Partito Democratico deve avere. E di questo abbiamo bisogno di discutere: cosa pensiamo del lavoro, a chi ci rivolgiamo, in che modo vogliamo sostenere l'impresa, cosa diciamo relativamente agli assetti istituzionali. Quando si discute di identità si discute delle idee fondamentali che riguardano un partito, e dopo vengono le alleanze e dopo vengono diciamo, le relazioni che è necessario costruire all'interno del sistema politico. Lo faremo seriamente, sapendo che ovviamente per quanto ci riguarda non è una nomination, non è un X Factor, cioè il congresso è una cosa seria, quindi mi è sembrato un po' surreale che in questi giorni partisse dalla corsa alle candidature. Prima discutiamo di come fare il congresso, di che cosa vogliamo essere, poi verranno anche i nomi. Mi pare che sia stata già messa da Letta stessa nel binario giusto questa discussione. Insomma, non è una conta sui nomi, ma un congresso vero di svolta radicale che ridefinisca l'identità e la funzione del PD nella società italiana e in quella europea. Anche perché, segretario, ora il Partito Democratico guarda anche alle regionali e alle comunali. Sì, il nostro impegno è proprio questo come Partito Democratico del Veneto, anche perché, come dicevo, il Veneto in realtà abbiamo ottenuto, come molti hanno evidenziato, rispetto ai risultati elettorali del 2018, pur in considerazione di un aumento dell'astensione di circa il 10% e in considerazione della nascita di altre forze politiche, a cominciare da Azione, con la quale pure avevamo provato a fare un accordo che poi Calenda ha stracciato all'ultimo momento. Nonostante questi fatti nuovi, il PD ha tenuto. Ho messo in evidenza come rispetto al 2020, cioè le ultime elezioni regionali, siamo cresciuti di 4, quasi 5 punti, e molti hanno messo in evidenza come il Partito Democratico nelle città ha una sua consistenza, e anzi nelle città principali del Veneto il centrosinistra non ha la maggioranza, del resto non ce l'ha neanche nel paese, ha una maggioranza di seggi che deriva dalla stortura di questa legge elettorale. Tutto questo ci dice cosa? Che dobbiamo fare un enorme lavoro, che è una traversata nel deserto, come l'ho definita in più di un'occasione, che dobbiamo parlare a tutto il Veneto anche molto più profondamente di quello che abbiamo fatto, e che però possiamo lavorare con fiducia alle prossime elezioni amministrative, sia quelle di Vicenza sia quelle di Treviso, che saranno una scadenza importante per confermare il nostro ruolo di partito di governo a livello amministrativo e per prepararci a quando saranno le elezioni regionali. Ecco, lei aveva anche citato Treviso, Stefano Pelloni aveva detto entro Natale si potrebbe già avere il nome di un nostro candidato per la poltrona di sindaco. Mi pare che sia un giusto tempo, nel senso che adesso abbiamo ovviamente aspettato che ci fossero le elezioni politiche,
So che a Treviso Stefano Pelloni e tutti gli altri stanno lavorando per l'individuazione di una coalizione, di una personalità che possa unire questa coalizione, che possa rendere competitivo lo schieramento di centrosinistra alle prossime elezioni di Treviso. E io mi auguro che se entro Natale ciò avviene, saremo sicuramente in grado di fronteggiare la prossima scadenza non solo con la serietà che già contraddistingue il PD di Treviso, con la serietà di programmi e con l'equilibrio che contraddistingue, ma anche con quel dinamismo che può servire in una fase come questa, che oggettivamente è una fase dinamica della politica italiana, di quella locale e forse anche di quella di Treviso, perché ho visto che Fratelli d'Italia ha avuto un risultato anche a Treviso molto consistente, il sindaco della Lega. So che qualche problema tra queste forze politiche può esserci e questo dipende anche dalla capacità che avremo noi di fare una proposta forte. Ecco, io volevo tornare solo un attimo sulle bollette, perché uno dei titoli proprio del Corriere della Sera dice: quanto aumentano da ottobre le bollette, rincari fino a 317 euro al mese a famiglia. Davvero aumenti consistenti, addirittura insomma si parla anche di aumenti triplicati rispetto a quelli di settembre. Insomma, è davvero a rischio, l'abbiamo detto prima, segretario, è davvero a rischio la tenuta sociale, perché abbiamo sentito addirittura insomma, ristoranti ieri, siamo andati anche a sentirli, insomma, come segno un po' di protesta pacifica hanno deciso di fare le cene al lume di candela, e questo per mandare un segnale ben chiaro al nuovo governo. Così non possono andare avanti, hanno già chiuso molti esercenti, molti ristoratori, il rischio è davvero che spariscano molte imprese, molti artigiani, perché insomma di certo non si può andare avanti così. Ma nel corso della campagna elettorale mi è capitato di incontrare molte imprese, ristoratori, esercenti, oltre che famiglie. Sì, le bollette sono aumentate di 2,5 volte, in qualche caso addirittura triplicate, come è stato detto. Questo è insostenibile per la nostra impresa, è insostenibile per gli esercenti, e quindi è necessario un intervento. Alcuni interventi il governo, che sta concludendo il proprio mandato, li ha già fatti con l'ultimo decreto. Ora ci attendiamo che il nuovo governo ne faccia degli altri. Io credo che si tratti di sulla capacità di inserire un tetto al prezzo del gas a livello europeo, e quindi di prendere l'iniziativa. Speriamo che la Meloni non segua Orban e segua invece il solco dato da Draghi, e contemporaneamente bisogna intervenire a livello locale, a livello nazionale, mettendo un tetto al prezzo dell'elettricità. Però credo anche che sia necessario intervenire con dei sostegni immediati, cioè i ristoratori, gli esercenti, le imprese che hanno perso in questo periodo. Queste perdite sono certificate dal fatto che non solo sono aumentate le bollette, ma hanno diminuito i loro guadagni, e devono essere aiutate e sostenute, come abbiamo fatto durante la pandemia. Con tutte le difficoltà poi si è fatto. Anche in questo caso io credo debba essere riconosciuto un aiuto di carattere economico diretto. Altra domanda, insomma, da sabato invece si torna ancora di più alla normalità, perché da sabato c'è proprio l'addio alle mascherine, insomma, nei bus, nei treni, questo nonostante però la curva, abbiamo visto, l'abbiamo detto anche nei nostri telegiornali, la curva è tornata a salire, fortunatamente, come ci hanno detto più volte, senza gravi problemi, insomma, a livello di patologie, però insomma i casi sono aumentati. Fra l'altro proprio il bollettino regionale parla di 5.222, 20 casi in più di ieri, registrati proprio nelle ultime 24 ore. Dunque una curva che sale, dall'altra parte però insomma le restrizioni che ormai sono state diciamo cancellate, anche per tornare, come abbiamo detto sempre, un po' alla vita di tutti i giorni, di quelli che conoscevamo prima della pandemia. Sì, da sabato non si userà più la mascherina. Io penso che insomma, sia una svolta anche questa, un fatto
positivo che ci riporta alla socialità e alla normalità. Del resto tantissime persone, mi è capitato di incontrarne tantissime, hanno avuto il Covid, per fortuna l'hanno avuto anche in questo periodo, per fortuna l'hanno avuto con forme più lievi e leggere, e questo è già un fatto importante, però ha ragione anche lei quando evidenzia che i casi sono in risalita e che l'approssimarsi della stagione autunnale e poi invernale può essere un motivo di ulteriore diffusione del contagio, e non è ancora sparito il Covid, dobbiamo abituarci a convivere, io penso, mantenendo quelle regole di prudenza che è necessario avere. Per quanto mi riguarda, la mascherina non si porterà più da sala, ma io so che ci saranno dei casi in cui, per anche una mia prudenza personale, preferirò portarla, e i cittadini che lo faranno devono sentirsi liberi di farlo, perché noi siamo un paese che ha affrontato con molto rigore il contrasto alla pandemia, in questo sono stati un esempio per molti altri. Abbiamo ottenuto dei grandi risultati, ma dobbiamo anche non dimenticarci mai del numero di vittime che ci sono state, che sono state tantissime, e quindi secondo me la prudenza è sempre opportuna, e quindi potendomi capitare di stare in qualche mezzo di trasporto, in qualche bus, in qualche treno, oppure in qualche assembramento, io penso che in via prudenziale la mascherina può essere utile. Grazie davvero, grazie segretario, grazie, e ci sentiremo sicuramente anche nei prossimi giorni. Grazie a voi. Grazie e buon lavoro. Noi ora ci spostiamo invece a Padova, dove la nostra Chiara Gaiani ha incontrato Alessandro Zan, rieletto alla Camera nelle file del Partito Democratico, al centro ovviamente dell'attenzione il DDL Zan. Chiara, buongiorno. Buongiorno da Padova, ci troviamo con Alessandro Zan, appena rieletto alla Camera nelle fila del Partito Democratico, un'elezione che non era mai stata messa in dubbio, una candidatura la sua che non era mai stata messa in dubbio. C'è da lavorare sul DDL che porta il suo nome, che è rimasto fermo nella scorsa legislatura. Come andrà adesso con questo Parlamento che ha preso appunto questa direzione verso destra? Sarà molto più difficile, perché il Parlamento è a maggioranza di centrodestra, e il centrodestra si è sempre distinto per contrastare il riconoscimento dei diritti umani. È una cosa del tutto inedita in Europa, perché in Europa la destra e la sinistra hanno i diritti umani come patrimonio comune, invece qui viene usato dalla destra come scontro politico. Ma stiamo parlando della vita delle persone, stiamo parlando del diritto di cittadinanza, e dunque questa anomalia purtroppo si ripercuote nella qualità della vita e nella qualità della nostra democrazia. Ecco, da dove ripartirà il suo lavoro in Parlamento? Da qui? Noi faremo opposizione a questa maggioranza e lo faremo con severità, ma anche in modo costruttivo quando ci saranno le occasioni per collaborare. Temo però che dagli annunci che ci sono stati questa destra cercherà di limitare i diritti delle persone, in particolar modo i diritti delle donne già faticosamente conquistati in questo paese, ed è per questo che noi non faremo nessuno sconto, anzi saremo pronti a protestare, a fare una dura opposizione per evitare che questo paese torni nel Medioevo. Ecco, lei è stato rieletto come parlamentare padovano e comunque porta con sé il fatto che a Padova il Partito Democratico ha quantomeno confermato i voti delle elezioni comunali di giugno. Sì, il Partito Democratico è primo nella città di Padova, ma non dimentichiamo che ha fatto un ottimo risultato anche in tutto il Veneto. È oggi il secondo partito in Veneto, terzo è la Lega, che ha subito un crollo nella sua regione d'origine, e questo sta a dimostrare che il Partito Democratico comunque ha una forza, una sua credibilità in questa regione. È molto più forte nei centri urbani che non nella provincia, e questo ci deve interrogare a lavorare molto di più in quelle zone che probabilmente hanno più bisogno di risposte, hanno più bisogno di vicinanza. Ed ecco perché
nella prossima, in questo congresso che si avvia del Partito Democratico, noi vogliamo ricostruire proprio una politica molto più vicina ai cittadini e ai territori. Questa è la nostra vocazione, deve essere perseguita veramente con grande forza. Ecco, proprio il congresso di marzo, insomma, si avvia questo cammino, forse anche faticoso, di riflessione profonda interna verso il congresso convocato a marzo. Il Partito Democratico, secondo lei, da dove deve ripartire? Ma deve ripartire innanzitutto dalle idee, dalla politica, prima ancora che dalla leadership. Noi siamo l'unico partito che dopo il risultato elettorale ha fatto una vera e propria autocritica e ha messo in discussione se stesso. Vedo che la Lega, che ha avuto un crollo, dice tutto bene Madama la Marchesa, e questo secondo me è un po' anche un insulto nei confronti degli elettori che ti hanno dato una chiara lezione, ed è su questo che poi devi ripartire. Noi come Partito Democratico abbiamo il diritto, il dovere anche e soprattutto di cominciare una riflessione parlando appunto di temi, parlando di politica, parlando di contenuti, per poi arrivare ad una leadership. È un percorso che secondo me deve vedere una nuova stagione completamente diversa rispetto alle precedenti, magari con una nuova generazione alla guida del partito. Ecco, se non ci sono altre domande da studio, ringrazio Alessandro Zanna per essere stato con noi e da Padova restituisco la linea. Grazie davvero a Chiara Gaiani. Noi andiamo avanti, ci spostiamo nel Bellunese. Incombe di nuovo lo spettro della chiusura sullo storico istituto Pio XII di Misurina, che da decenni cura i problemi respiratori dei bambini legati all'asma. Ieri sera la proprietà, l'Opera Diocesana di Parma, ha annunciato la dolorosa decisione di sospendere ogni attività a fine anno. Siamo rammaricate e tristi, perché così vanno tolti molte possibilità di guarigione, di beneficiare di questa eccellenza, perché è una struttura di eccellenza, a tanti bambini che hanno bisogno di questo posto. Pare che stavolta non ci sia davvero nulla da fare. L'Opera Diocesana di Parma, proprietaria dell'Istituto di Riabilitazione Pio XII di Misurina, ha deciso di sospendere in modo definitivo ogni attività. Bilanci in rosso, un numero di pazienti fra i più bassi di quelli registrati negli ultimi 5 anni, costi di mantenimento pari a 1.800.000 euro all'anno, troppo per il glorioso centro di cura del respiro che non riesce più a mantenersi. Ci sono pochi ricoveri anche in questo momento. Ilenia Querin, trevigiana, è una delle tante mamme che nel 2019 si mobilitarono davanti al Pio XII assieme ai bambini per un'opera di sensibilizzazione a più livelli sull'importanza delle cure preziose offerte a chi a causa dell'asma sin dalla più tenera età rischia di trascorrere le proprie giornate attaccato alla bombola di ossigeno. Allora l'impegno deciso della Regione Veneto riuscì a concretizzarsi in un contributo ben oltre il 1 milione di euro, ma il marketing sanitario di una struttura privata, ancorché convenzionata, non può essere in capo alla Regione, e in questi 3 anni la prosecuzione dell'attività non è andata di pari passo con un'azione forte per rendere visibili le evidenze terapeutiche di quell'unicum a livello europeo. Ci sono regioni come la Lombardia che non conoscono l'istituto, e bambini che potrebbero appunto approfittare di questo ricovero, ma non ne vengono alla conoscenza. Quindi un disimpegno. Un disimpegno e secondo me poca pubblicità, e a monte secondo me alcuni medici potrebbero far di più per inviare i bambini in questa struttura. La notizia ha allertato il comune di Auronzo e l'assessore regionale alla sanità. Un incontro è previsto con la proprietà. La volontà è quella di non lasciare nulla di intentato. E proprio di questo argomento ne parliamo con la nostra Tiziana Bolognani da Belluno. Buongiorno Tiziana. Buongiorno Daniela. Allora sì, come avete sentito dal servizio, siamo ritornati un'altra volta da capo, nel senso che a 3 anni dalle avvisaglie di difficoltà di questo istituto, che abbiamo detto essere un unicum a livello europeo, ce n'è un altro in Svizzera, ecco, a 3 anni di nuovo la proprietà ha comunicato l'impossibilità di sostenere i costi del bilancio. Certo,
2022 non è esattamente come il 2019 perché i costi sono evidentemente differenti, pensiamo semplicemente al gas e alla energia e però la scadenza del 31/12/2022 non è per nulla casuale, perché la Regione del Veneto, quando nella sua intensa trattativa nel 2019 assegnò a questa struttura un contributo di 1.203.000 euro fino proprio al 2022, ecco, diede un arco temporale anche a questa struttura, l'Opera Diocesana di Parma, per iniziare ad avviare anche un percorso, come dire, di scouting, se possiamo definirlo così, nelle altre regioni naturalmente, a contatto con i pediatri di libera scelta, a contatto con le strutture sanitarie affinché l'eccellenza di Misurina fosse conosciuta in tutta Italia. Questo evidentemente non è accaduto. A fine anno scade, diciamo, il contributo assegnato dalla Regione del Veneto nel 2019 e la Regione del Veneto evidentemente, già che la struttura del Pio XII non è pubblica ma è privata, si sta interessando ancora un'altra volta, lo abbiamo detto nel servizio, assieme all'amministrazione comunale di Auronzo, ma è del tutto evidente che l'Opera Diocesana deve fare la propria parte. Le mamme del Pio XII, dei bimbi che frequentano quella struttura, si stanno nuovamente mobilitando. Sappiamo che non è stato per davvero un fulmine a ciel sereno, come è stato detto in questi giorni, la volta precedente sì, oggi invece non è stato un fulmine a ciel sereno la notizia della chiusura del Pio XII, perché qualche avvisaglia già c'era nei mesi scorsi, nei mesi estivi, quando il personale ha deciso di disimpegnarsi e di andare via. Che cosa accadrà in questo momento nessuno può saperlo, e certo è che la struttura è un po' come dire, latitante. Se vuoi ti dico anche una cosa come dire, che è significativa, perché l'Opera Diocesana di Parma di fatto di fronte a bilanci in rosso e all'impossibilità di andare avanti, i costi sono di 1.800.000 euro l'anno, ha detto boh, stop, qui chiudiamo e vabbè, chiudiamo un glorioso centro che potrebbe sicuramente garantire la vita a tanti bambini che soffrono di problemi respiratori. Ecco Tiziana, lo stavi dicendo, vogliamo ricordare, questo è fondamentale ed è importante, cioè la chiusura di un centro come questo che cosa comporta? Comporta necessariamente che i bambini che lì afferiscono, che lì trovano le cure necessarie per respirare, ecco perché parliamo di terapie che aiutano il respiro e che non servono semplicemente limitatamente al periodo del ricovero, ma che hanno dei benefici, degli effetti nel tempo e che sono duraturi. Ci sono bambini, ma ricordiamo che ci sono anche adulti che soffrono di gravissimi problemi respiratori e che lì a Misurina vanno a curarsi. Con le mamme con le quali ci eravamo confrontate, mamme piangenti con le quali ci eravamo confrontate, ci raccontavano di bambini che sono costretti, quando vivono nelle proprie città di residenza. Ricordo davvero con grandissimo affetto una mamma di Rovigo, ci parlava del suo bambino di 4 anni che era costretto a vivere attaccato alla bombola di ossigeno, ed è del tutto evidente che queste situazioni sono drammatiche dal punto di vista familiare. L'asma, quel tipo di asma grave non può essere curata esclusivamente con i farmaci e lo hanno ribadito anche i medici che sono anche eccellenza, che rappresentano l'eccellenza a livello italiano ed europeo, l'hanno ribadito anche loro. Non può esserci esclusivamente la cura farmacologica. La cura farmacologica può andare bene, ma è del tutto evidente che una terapia respiratoria che può essere garantita nel centro del respiro di riabilitazione del respiro di Misurina
certo garantisce una migliore qualità della vita, ma soprattutto garantisce la vita, che mi pare che sia la questione fondamentale, ecco, da sottolineare, Daniela. Tiziana, ti ringrazio. Ovviamente se avrai anche ulteriori notizie, speriamo insomma noi restiamo completamente attaccati ancora una volta a questo caso, perché è un caso che riguarda evidentemente l'intera provincia di Belluno, la regione del Veneto come territorio regionale, perché come istituzione noi sappiamo, perché lo abbiamo visto nei fatti con l'interessamento, con gli incontri, ma anche con l'avviamento di uno snellimento delle procedure burocratiche per fare in modo che per accedere a questi ricoveri le famiglie non debbano superare le forche caudine. Ecco, tutto questo è stato fatto dalla parte istituzionale. La parte istituzionale il suo ruolo l'ha fatto, ci ha messo però anche dei fondi importanti. Questo accordo scadeva a dicembre 2022 e casualmente 3 mesi dopo la scadenza dell'accordo fatto con la Regione del Veneto per il supporto economico, l'Opera Diocesana ha detto noi non ce la facciamo e siamo costretti a chiudere. Noi nel senso la provincia di Belluno speriamo che questo davvero non accada non solo per quel centro di riferimento sanitario importante per la vita di bambini e adulti che soffrono di gravissime patologie respiratorie. Ma naturalmente non ci stiamo perché come territorio, perché quella è un'eccellenza, anche se è un'eccellenza privata, a gestione privata. L'Opera Diocesana di Parma è un privato e speriamo che possa ripensarci. Noi comunque resteremo veramente avvinghiati a questa notizia, che anche per rispetto di tutti i bambini, di tutte le famiglie che abbiamo incontrato negli anni passati, negli anni trascorsi, e pensavano evidentemente di non dover più trovarsi di fronte a notizie di questo genere, che evidentemente portano scompiglio nella gestione della salute dei propri bambini. Grazie davvero Tiziana, grazie davvero, e poi ovviamente nel corso dei nostri telegiornali continueremo a parlare proprio di questo argomento. Grazie, buon lavoro. Noi ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, poi torniamo in studio. Siamo tornati nuovamente in studio e lo vedete accanto a me, vi presento subito l'ospite che ci ha raggiunto qui, che è il primario di ginecologia dell'ospedale di Oderzo, Baccicchetti Roberto, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori e le grazie davvero per essere qui con noi. Prima di iniziare a parlare con Roberto Baccicchetti vorrei leggervi i dati, vi avevo accennato, i dati del bollettino regionale, sono 5.222, 20 più di ieri, i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Veneto. Il totale quindi da inizio pandemia sale a 2.271.595. Sono oltre 5 le vittime, con il totale che raggiunge quota 15.479. Aumentano di conseguenza anche i numeri degli attuali malati, che sono ora 47.412. Salgono anche i ricoveri in area medica con un più 11, che sono 549, e quelli in terapia intensiva più 2, per un totale di 24. Ancora insomma tutto sommato una situazione che è sotto controllo proprio a livello ospedaliero, e speriamo che rimanga così. Per quanto riguarda invece i vaccini, parliamo a livello nazionale. Negli ultimi giorni aumentano le dosi di vaccini anti-Covid-19 somministrate in Italia, con dati giornalieri che non venivano raggiunti da molte settimane. Nella giornata di ieri, 28 settembre, sono state somministrate 22.914 dosi, cifra record nel mese di settembre, a confermarlo i numeri raccolti proprio dall'unità per il completamento della campagna vaccinale guidato dal generale Petroni. Dunque aumentano i vaccini, torna un po' la preoccupazione, questo glielo chiedo. Perché torna un po' la preoccupazione, anche perché, come sappiamo bene, l'arrivo dell'autunno e dell'inverno sicuramente comporterà un implemento dei casi, delle positività. Speriamo che questo non si accompagni, o comunque si accompagni un implemento minimo delle occupazioni, delle rianimazioni, che è sempre la cosa che farà la differenza come ricaduta eventualmente negativa per le attività rutinarie ospedaliere, insomma, e quindi speriamo che questo non accada. E questi 2 anni sono stati difficili anche e soprattutto negli ospedali, perché insomma abbiamo visto una situazione complessa
complicata non solo per i ricoveri ma anche per tutte quelle visite poi specialistiche, tutte quelle operazioni che venivano eseguite e in realtà sono state sospese, adesso state cercando di tornare un po'. Sì, diciamo che adesso siamo rientrati in effetti da un po' di mesi nella normalità, sicuramente appunto il problema è quello di evitare una ricaduta, come si dice abbiamo già dato e speriamo che sia sufficiente, perché poi come dice lei da un lato c'era la ricaduta negativa inevitabile aumento delle liste d'attesa per attività ambulatoriali e anche per interventi chirurgici, visto la riduzione inevitabile dell'attività ordinaria. Da un lato ha comportato anche un impegno gravoso di una riorganizzazione per gestire i casi Covid positivi che arrivavano in reparto, che dava un peso riorganizzativo non indifferente a tutto l'ospedale e anche ai singoli reparti. Quindi speriamo di non dover riaffrontare questa situazione emergenziale. Io sono fiducioso e quindi sono ottimista di natura e spero di no. Ecco, e partiamo anche da una notizia. Intanto da sabato via le mascherine nei trasporti, abbiamo visto negli autobus, nei bus, però negli ospedali rimane l'obbligo. Al momento sta ancora rimanendo l'obbligo, siamo anche noi in attesa eventualmente di una disposizione che arrivi dal livello della direzione generale sanitaria. Al momento la mascherina la stiamo tenendo, quindi certo. Anche perché comunque sono ambienti sicuramente che vanno più tutelati questi. Assolutamente sì, però adesso vedremo un po' se si deciderà di dare via libera anche negli ospedali o meno, siamo in attesa di notizie. Ecco, partiamo invece a parlare di uno degli argomenti che è un po' il suo argomento, che è la PMA, che è la procreazione medicalmente assistita. Sì, questa è la definizione corretta. Ecco, sì. Ne parlavamo, dicevamo, io avevo scritto in aumento la richiesta delle giovani coppie, lei mi ha detto non giovani, proprio delle coppie, perché sempre più si prova ad avere un figlio forse in un'età più avanzata. Sì, in un'età che da un punto di vista strettamente fisiologico non era più appropriata, no? Nel senso che qui entra in gioco chiaramente un cambiamento del clima culturale e sociale che comporta il fatto che la ricerca del primo figlio avvenga in età sempre più avanzata. Il problema è che chiaramente con l'avanzare dell'età, sempre da un punto di vista della fisiologia della nostra specie, man mano che aumentano gli anni si riduce anche il tasso della fertilità e il gradino più importante di questo calo di fertilità arriva poi dai 35 anni in avanti. E quindi il problema è che ci stiamo sempre di più avvicinando, anzi superando questa fascia d'età per cercare appunto il primo figlio, e quindi questo comporta l'aumento del problema infertilità-sterilità, da cui deriva anche l'aumento che c'è stato in questi anni delle donne, delle coppie che si rivolgono ai centri di procreazione medicalmente assistita per avere un aiuto, visto che poi in modo naturale fanno un po' più di fatica a ottenere il primo figlio. Anche su questo posso darle dei dati che danno un po' l'idea della situazione. Se noi facciamo riferimento al paese Italia, nel 2010 venivano effettuati 4.800 cicli di PMA di secondo livello per milioni di donne. Dopo 10 anni, nel 2020, siamo passati a 7.700 cicli di PMA di secondo livello per milioni di donne, quindi questo vuol dire che in 10 anni c'è stata un'implementazione grosso modo del 40% e quindi di richiesta e poi di cicli effettuati per questo tipo di problema. E non a caso poi un altro dato che può essere interessante è che nel nostro paese, ma in generale ovunque si faccia questo tipo di attività, più del 70% delle donne che vengono a effettuare cicli di procreazione medicalmente assistita hanno un'età che è dai 35 ai 43 anni, in linea con quello che dicevamo prima. In realtà solo il 26-27% delle donne sotto i 34 anni vengono a richiedere un ciclo di fecondazione assistita, quindi tanto per dare un'idea di come sta evolvendo la situazione, di quali sono i numeri con cui ci confrontiamo. Ecco, lei ha dato i dati nazionali, ha per caso qualche dato provinciale? Diciamo che un dato complessivo della Regione Veneto che nel 2020 ha grosso modo un ciclo complessivo di PMA di secondo livello poco inferiore ai 5.000. Questo è il dato della Regione Veneto. Per quanto riguarda la nostra attività del centro del PMA di Verso, volendo entrare un po' nello specifico appunto più provinciale, se vogliamo, noi rutinariamente effettuiamo ormai da qualche anno grosso modo 200 cicli di PMA all'anno di fecondazione di PMA di secondo livello, a cui vanno aggiunti 100 cicli di PMA di primo livello, che è un livello un pochettino più semplice, ma sempre di PMA si tratta, a cui vanno aggiunti circa 100 scongelamenti all'anno di embrioni o ovociti che mettiamo da parte nelle donne che hanno fatto il prelievo per le tecniche di PMA.
a cui oltretutto aggiungiamo anche una cosa molto interessante, secondo me molto bella, grosso modo 25 cicli di donne che si pongono spesso nel nostro centro per la preservazione della fertilità, quindi donne in età fertile, giovani donne che hanno purtroppo problemi di neoplasie, vuoi neoplasie del seno, vuoi malattie ematiche come leucemia e linfomi, che devono sottoporsi a terapie radianti o chemioterapie che annullano l'attività ovarica, e noi facciamo un'attività di preservazione degli ovociti, preleviamo gli ovociti in tempo record prima che queste donne si sottopongano a queste terapie dal momento della diagnosi, e quindi mettendo insieme tutti questi numeri 200 più 100 più 100 grosso modo facciamo 450 attività di PMA tra secondo e primo livello all'anno, quindi insomma sono numeri importanti anche per la nostra realtà. Insomma. Un centro importante quello di Oderzo per la provincia di Treviso. È un centro importante quello di Oderzo, è uno è il centro di riferimento aziendale per questa attività, parlando ad esempio del discorso dell'attività di PMA relativa alla preservazione della fertilità nelle donne e nelle pazienti oncologiche. Noi siamo il terzo centro in Veneto per numero di volume, dopo Padova e Verona, quindi insomma è una grande soddisfazione. Ecco, lei ha dato un dato che è importante, perché abbiamo visto insomma sono aumentati anche purtroppo i casi di neoplasia, l'abbiamo visto, ne abbiamo parlato più volte insomma, e per la donna questo è insomma è importante, è fondamentale. Beh, insomma, è intuitivo quanto può essere importante per una donna che deve affrontare un percorso purtroppo estremamente impegnativo anche da un punto di vista psicologico, sapere avere la possibilità di avere una prospettiva di vita non solo per sé davanti ma anche in funzione di ottenere una gravidanza un domani, insomma questo credo che sia insomma una cosa, ripeto, intuitivo immaginare cosa significa da un punto di vista della motività in senso positivo. Ecco, parlavamo del fatto che sempre più invece le donne provano ad avere il primo figlio ad un'età avanzata. Diceva lei, probabilmente è cambiata un po' la cultura, o secondo lei cosa determina? O ci sono anche altri fattori, tipo non so, il è cambiato sicuramente il contesto culturale e sociale, questo va da sé, ma questo uso questo termine in modo complessivo perché poi come dire, sì, ci sono tutta una serie di fattori collaterali, cioè il fatto dell'autonomia giustamente della donna, della ricerca del lavoro, della necessità dell'attività lavorativa, il fatto che appunto da un lato c'è questa componente, dall'altro lato se vogliamo c'è anche un problema, come dire, sappiamo che la ricerca di una famiglia come dire è un po' sì, non è più come una volta, quindi c'è una situazione di questo tipo, dall'altro ci sono anche delle difficoltà economiche chiaramente di contesto generale, per cui insomma diventa sempre più gravoso pensare di mettere al mondo dei figli, e quindi qui entrano in gioco poi i discorsi che sono al di sopra di noi, diciamo. Si aspetta, si cerca di sistemarsi, di avere un'autonomia economica sufficiente per pensare di dare una garanzia di una certa qualità di vita. Ecco, qual è l'età media a questo punto insomma di donne che cercano il primo figlio in età avanzata? Ma come l'ho detto, ribadisco il numero di prima, noi abbiamo il 72-73% di donne che come dire, cercano un figlio, non lo ottengono, quindi si rivolgono ai centri di PMA, che è tra i 35 e i 43 anni. Volendo fare un'età media possiamo estrapolare un dato che siamo già ormai intorno a 37 anni di età grosso modo, quindi è chiaro che è una fascia d'età dove sappiamo che la fertilità di fatto è abbastanza ridotta, quindi è chiaro che è più complicato avere un figlio naturalmente. Ecco, più avanti si va con l'età e più difficile poi anche con la PMA. Anche con la PMA, lei ha fatto bene a ricordare questa cosa, perché pari pari questo si rispecchia, la difficoltà a ottenere un figlio in modo naturale è altrettanto uguale nella come dire, potenzialità di ottenere un figlio anche con la PMA, quindi anche con la PMA è più facile avere un figlio a 30 anni che non a 37, rispecchia esattamente quello che succede, come si dice, in natura, e quindi anche questo è un dato di tener conto. Mediamente i risultati complessivi della PMA come successo, nel senso non successo di bambino in braccio ma successo di ottenere una gravidanza, che anche queste sono due cose diverse, nei centri di PMA che lavorano con buona qualità si attesta intorno al 25-30%, quindi su 100 donne che vengono a fare la PMA grosso modo diciamo un 27-28 ottengono la gravidanza. Questi poi sono i numeri, chiaramente in questo numero
è un po' un calderone, è un numero complessivo che non tiene conto delle diverse categorie, dei motivi per cui uno arriva a fare la PMA, dei motivi per cui c'è una sterilità in campo, della fascia d'età. Tanto per dare un altro dato complessivo generale, questo è un dato a livello nazionale, quindi a livello Italia, alla fine noi con le tecniche di PMA abbiamo il 3% di bambini in braccio, quindi questi sono i numeri, ecco, quindi è chiaro che è un aiuto importante, è un supporto importante, è quello che di meglio si può fare per questo tipo di problema, ma i numeri va anche ricordato che non è che sono iper brillanti, insomma. Certo, anche perché ecco una cosa che magari tante donne si chiedono, forse una volta aver tentato una volta con la PMA cosa succede e non va bene, si può rifare, certo. Si provano altre tecniche? No, si può rifare, nel senso che queste procedure sono ripetibili più volte senza problemi, nel senso che come dire, gli studi, la statistica, la scienza ci insegnano che non c'è nessun rischio particolare aggiuntivo a fare più cicli di PMA. Come accennavo prima, c'è anche, noi facciamo anche le procedure di scongelamento perché quando si vanno a prelevare gli ovociti non tutti vengono rimpiantati, tutti quelli che poi vengono fecondati, ma alcuni ovociti e alcuni embrioni sono messi, tra virgolette, per usare un termine poco tecnico, ma per capirci, da parte, congelati, e possono essere quindi riutilizzati dalla stessa donna in un secondo momento senza eseguire tutta la procedura da capo, ma come dire, limitando anche l'invasività della cosa, e quindi sì, certo, le procedure si possono poi ripetere più volte, insomma, nel tentativo di ottenere appunto il risultato, tant'è che molte donne il risultato lo ottengono, magari non al primo colpo come si dice, ma facendo il secondo o il terzo tentativo. Un'ultima domanda, poi chiudiamo magari questo argomento e ne apriamo anche un altro, perché ci sono anche altri aspetti importanti. Una persona che vuole provare ad avere un figlio con la PMA perché non riesce a livello insomma, naturale, che cosa deve fare? Come arriva da voi? Deve prendere il classico appuntamento tramite CUP presso il nostro centro di PMA, quindi arriva da noi, c'è purtroppo inevitabilmente un po' di lista d'attesa che ci stiamo sforzando in tutti i modi di ridurre il più possibile, comunque una lista d'attesa per fortuna accettabile, arriva da noi, viene presa in carico dall'equipe che nel mio reparto gestisce questo tipo di servizio e quindi viene inquadrata con la visita, le ecografie, gli esami richiesti e viene seguita poi nel tempo, quindi vogliamo essere un pochettino sintetici, c'è una prima fase di presa in carico della paziente, ma direi della coppia più correttamente, dove appunto la coppia viene inquadrata dal punto di vista complessivo, c'è una seconda fase dove la coppia viene portata ad affrontare la parte pratica del discorso, in questo caso soprattutto la donna, quindi la stimolazione per avere più follicoli poi da prelevare e a breve giro di posta dopo questa seconda fase c'è la terza fase operativa in cui la donna con una sedazione profonda insomma viene portata a fare un piccolo interventino, vengono prelevati questi ovociti con una tecnica meno invasiva, questi ovociti poi vengono appunto in provetta, come si dice, fecondati con il seme del compagno e rimpiantati, quindi questo è tutto l'iter, ma molto ovviamente sinteticamente. Certo, ovviamente. Un'ultima domanda su questo. Quanto tempo una donna, perché è anche una delle domande che fanno, quanto tempo una donna deve provare, diciamo, e poi rivolgersi a voi, perché insomma non è che dopo un mese... Allora, qui dipende molto... è personale? Diciamo, è personale, dipende molto dal motivo per cui una donna viene a chiedere la fecondazione assistita, perché una cosa è che si tratti di una sterilità cosiddetta idiopatica o inspiegata, dove non c'è una causa ben specifica, una cosa è che si tratti di una sterilità indotta da motivi che invece conosciamo, facciamo ad esempio infezioni delle tube, endometriosi o cose di questo tipo, e l'altra cosa importante è anche la fascia d'età, quindi poi il tempo che si consiglia di attesa prima di rivolgersi al centro di PMA va modulato in base a queste cose, può essere un tempo zero in certe situazioni, ammettiamo una donna di 30 anni, prima di rivolgersi al centro di PMA giustamente deve prendersi tutto il tempo necessario, che è 1 anno, 2 anni, con tentativi naturali. Parliamo invece di un altro argomento che magari una persona dice ma interessa poco, invece in realtà non è così, che è l'incontinenza, che è un sintomo invalidante. Sì.
Perché parliamo adesso di questa cosa? Perché uno può pensare questo passa dalla PMA. No, perché vabbè, ovviamente il reparto di Oderzo è caratterizzato per una serie di attività di secondo livello, insomma, sono centri specializzati in alcuni. Quindi abbiamo dei focus iperspecialistici, uno è quello della PMA, un altro focus iperspecialistico che abbiamo è quello dell'inquadramento e del trattamento delle disfunzioni pelvi-preneali. Su questo anche siamo un riferimento per l'azienda, ma non solo, come ad esempio l'incontinenza e il prolasso. L'incontinenza è, come dire, un sintomo, perché si tratta di un sintomo invalidante, perché basti pensare al disagio di una donna che involontariamente, come dire, trova ad avere nella sua attività quotidiana delle continue perdite e fughe di urina involontarie e bagnarsi in continuazione. Voglio dire, no, credo che questo già sia un disagio, come dire, facilmente intuibile. Ed è un problema, come diceva lei, importante e anche molto sottostimato, perché i numeri in realtà sono questi. Sono numeri importanti. Sono numeri importantissimi che hanno una ricaduta sanitaria da un punto di vista dell'impatto anche economico e anche sociale importante, perché grosso modo il 20%, secondo alcune casistiche studi anche di più, quasi il 25% delle donne dai 18 anni in avanti fino a età avanzate hanno in qualche modo questo tipo di problema. Anche giovani? Anche giovani. Chiaramente la maggior parte del problema si colloca in fascia perimenopausale, postmenopausale, ma comunque incide anche in donne decisamente più giovani, anche qui in donne quindi in età fertile, insomma. Quindi, ecco, e in questo caso cosa si... allora bisogna anche dire che l'incontinenza non è l'incontinenza, perché esistono diversi tipi di incontinenza, in particolare i più importanti sono due. Perché diversi tipi di incontinenza? Perché sono incontinenze che hanno cause diverse e anche poi trattamenti diversi. I due grossi tipi di incontinenza sono quelli che noi chiamiamo incontinenza da urgenza o vescica iperattiva, che si caratterizza per una perdita, per, come dire, una difficoltà a gestire lo stimolo. Lo stimolo non è regolare, ma è molto più frequente del normale, e quando arriva non è gestibile, tant'è o che sia un bagno a portata di mano o che si perde la pipì prima di arrivare in bagno. Questo di giorno e anche di notte, e quindi ci sono donne, le forme più gravi, che hanno addirittura, non so, faccio un esempio ma esistente reale, una mappatura quando escono di casa dei bagni pubblici, perché sennò non riescono a gestire la cosa. E questo è una forma di incontinenza che, come dire, forse è quella delle due che lede maggiormente la qualità di vita. Certo. No? Provi a pensare di alzarsi 1, 2 volte, 3, 4, 5, 6 volte la notte, non dormi, devi muoverti di giorno, devi avere questo problema di avere sempre la potenzialità di un bagno relativamente noto e a portata di mano, e già questo la dice lunga. E questo è una forma di incontinenza che è dovuta a un'alterazione dell'attività contrattile del muscolo vescicale, che si contrae in modo eccessivo e non si fa più controllare da noi. Qui non possiamo entrare per motivi di tempo, certo. Ecco, perché anche questo meriterebbe delle ore, certo. Però, e quindi è un problema che ha questo tipo di causa. Poi c'è un'altra forma di incontinenza che è la cosiddetta incontinenza da sforzo, dove la donna come dire, ha questa fuga involontaria di urina in assenza di stimolo, quindi non c'è lo stimolo presente, ma con la sua attività quotidiana, cammino, tossisco, starnuto, rido, ho un rapporto sessuale, devo fare una corsa. Tutte quelle attività che comportano uno sforzo determinano una fuga involontaria di urina, quindi il fatto che la donna si bagna. Questa incontinenza invece trova la sua causa in un, come dire, alterato supporto anatomico e a un deficit dello sfintere di quel piccolo pezzettino anatomico che è l'uretra, che porta fuori dall'esterno, dalla vescica, la pipì dalla vescica all'esterno. E quindi il problema di questa incontinenza sta in un'alterazione di quel segmento anatomico. Ecco, la domanda che tutti si fanno è: ci sono delle soluzioni per questi due tipi di... Per fortuna ci sono delle soluzioni, anche perché, come dicevamo prima, il problema è un pochettino sottostimato, oltretutto perché molte donne, soprattutto magari di una generazione, in un'età più avanzata, ritengono che questa sia una cosa normale, che vada vissuta così come viene, e non è vero. Le soluzioni ci sono soluzioni molto buone per l'incontinenza da sforzo, con delle tecniche di chirurgia mini-invasiva. Noi riusciamo a ottenere una guarigione di questo sintomo che sfiora il 90% dei casi. Se mettiamo insieme la guarigione e anche il miglioramento, superiamo il 90% dei casi, ecco, e lì
lì è la forma di incontinenza dove per la verità noi riusciamo a intervenire in modo più efficace. In modo un po' meno efficace interveniamo nella forma di incontinenza d'urgenza o vescica iperattiva bagnata, come si dice, ma anche su questa però abbiamo sicuramente delle possibilità terapeutiche con cui, se non risolviamo al 100%, ma miglioriamo molto, e già migliorare molto vuol dire come ricaduta migliorare anche la propria qualità di vita. Quindi le terapie ci sono, esistono, e siamo in grado di gestire questo problema assolutamente. Ecco, lei diceva a livello di numeri. A livello quanti? di numeri, allora le ho detto i numeri, parlando solo del problema incontinenza, esatto. Abbiamo detto quali sono i numeri, il 20% delle donne, quindi se lei pensa al numero di donne, ai milioni di donne che ci sono, il 20% è un numero impressionante. Per quanto riguarda il prolasso, i numeri sono ancora superiori, ma diciamo che complessivamente si pensa che almeno il 40-50% delle donne dall'età pubere in avanti fino alle età avanzate hanno qualche forma e qualche tipo di disfunzione pelvipreneale. Chiaramente le due più importanti, ma non sono le uniche, sono rappresentate appunto dall'incontinenza e dal prolasso. Anche qui, per fare un esempio pratico di casa nostra, nel nostro reparto noi come dire, vediamo più o meno settimanalmente 20 donne per questo tipo di problema. Più o meno annualmente operiamo 130-140 donne per incontinenza e più o meno annualmente operiamo 300 più o meno donne per il prolasso, senza contare poi purtroppo anche qui le donne che stanno in lista d'attesa per avere questo tipo di soluzione terapeutica. Quindi i numeri sono numeri veramente importanti. Anche qui, per darle un'idea, parlando solo del problema incontinenza, uno non pensa a queste cose, ma da un punto di vista dell'impegno, dell'impatto sanitario ed economico è un problema che pesa più di malattie come il tumore al seno, che pesa più di malattie come le malattie asmatiche croniche, che pesa più di malattie come le malattie cardiologiche, quindi insomma anche poi un impatto, appunto, una ricaduta sanitaria e anche sociale molto importante. Io ringrazio, sarebbe davvero molto da dire, perché insomma sembrano due aspetti, ma due aspetti importanti della vita quodiana, come diceva lei. E della nostra attività lavorativa quotidiana. E della nostra attività lavorativa. Poi magari avremo anche occasione di parlarne anche nelle prossime edizioni, e magari chiederemo al dottor Baccichetti di tornare da noi per tornare a parlare di questo. Intanto io la ringrazio davvero per essere stato con noi. Poi sicuramente di questo nel corso del nostro telegiornale questa sera faremo un servizio e insomma parleremo di questi due centri che sono a Oderzo, importanti, perché sono due aspetti molto diversi, ma due aspetti fondamentali. Certo. Grazie davvero. Grazie a voi. Intanto io vi do una notizia di cronaca che è arrivata proprio ora, ne avevamo parlato nel corso del nostro telegiornale, parlavamo dell'omicidio a Padova di Mattia Caruso che è stato accoltellato al cuore. Si cercava l'assassino ed è stata fermata la fidanzata di Mattia Caruso, Valentina Boscaro, per l'omicidio del trentenne accoltellato a morte nella notte tra domenica e lunedì. L'uomo era morto a causa delle ferite. Questa è la svolta nelle indagini relative alla morte del trentenne di Albignasio, ucciso con una profonda coltellata al cuore. Diversi i punti oscuri su cui la procura e i carabinieri stavano indagando. La sera di domenica 25 settembre Caruso era ai laghi di Sant'Antonio con la fidanzata. È stata proprio lei a raccontare agli inquirenti cosa sarebbe accaduto quella notte, un racconto che ha subito suscitato diversi dubbi. Dunque è stata appena fermata la fidanzata. Ovviamente poi ulteriori dettagli di questa notizia di cronaca nel corso dei nostri telegiornali di questa sera. Ancora cronaca sempre dal Padovano, poi ci collegheremo perché lo vedo, intanto lo saluto immediatamente, Carlo Alberto Sartore. Intanto buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, ci colleghiamo fra lei proprio 2 minuti e prima parliamo di una maxi multa ad Abano Terme e i controlli dei carabinieri tra Abano e Montegrotto. In un albergo sono stati trovati 3 lavoratori senza regolare contratto e quindi ad uno degli albergatori è stata comminata una maxi multa. Vediamo. Erano al lavoro, ma senza un regolare contratto, le 3 persone scoperte in un albergo di Abano Terme nel corso della vasta operazione di controllo dei carabinieri della compagnia, affiancati dai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro e dei NAS di Padova.
Per la struttura ricettiva è scattata una maxi multa di oltre 14.000 euro per somma di diverse sanzioni, dato che i militari del nucleo antisofisticazione hanno anche riscontrato assenza di prescritte condizioni igieniche nelle cucine. I carabinieri hanno fatto una serie di verifiche nei parchi cittadini e controllato 83 persone e 58 mezzi. Bene, ora l'ho presentato Carlo Alberto Sartore, esperto informatico, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno, con lei vorrei parlare un po' di tutto il mondo social che ormai ha invaso la nostra società e chi utilizza di più i social sono proprio i giovani, giovanissimi, non solo, però soprattutto i giovanissimi. Ora c'è l'incubo degli hackeraggi, a molti ragazzi abbiamo sentito spariscono i siti Instagram. E questo insomma magari per noi diventa una cosa, dice vabbè ne fai un altro, in realtà diventa invece un incubo per i giovani perché postano le loro foto, le loro storie e insomma come mai accade questo e accade sempre più spesso fra l'altro? Sì, dunque intanto è un problema che coinvolge tutti gli utilizzatori della rete, quindi nel caso specifico, in quest'ultimo periodo fa un po' forse più notizia, più effetto il fatto di sentire che ne sono vittime dei ragazzi, però è un problema che appartiene un po' a tutti. È un problema che ha degli impatti molto pesanti, contrariamente a quello che si pensa e a quello che si vive questo problema come una scocciatura, un ostacolo a comunicare, una necessità di dover tentare di recuperare un account che è stato conquistato dall'hacker di turno, però in realtà è un problema molto grave ed è un problema che ha anche alcune possibilità di mitigazione. Per esempio questi account che vengono rubati quasi sempre grazie a delle credenziali deboli, cioè a una password debole. E questo problema è un problema che abbiamo tutti, riteniamo di avere delle credenziali difficili da indovinare. In realtà per gli hacker che fanno una grande analisi statistica delle password che vengono utilizzate dagli utenti, le nostre password sono praticamente quasi sempre facilissime da indovinare. Se non si riesce a indovinarle ad intuito, così con qualche lampo di genio, ci pensa un software che fa semplicemente una ricerca per tentativi e prima o poi i tentativi arrivano a buon fine. In questo caso l'account viene effratto un po' dopo, richiede un po' più di tempo, un po' più di lavoro, e il lavoro lo fa un programma, quindi non suda nessuno. E l'hacker conquistare un account in un'ora o in 2 o in 5 non è che gli cambi la vita. Quindi il primo aspetto è quello delle credenziali. Ecco, che cosa si può fare? Cioè cambiare più spesso le password? Che cosa si può fare proprio per evitare di incappare in questa problematica? Prima di tutto usare delle credenziali che siano consistentemente robuste e poi cambiarle con una certa frequenza. Evitare per esempio di usare delle credenziali comuni, quindi se io uso una certa password per la posta elettronica non devo usare la stessa password per i social. Cioè ogni possibile account deve avere delle password distinte e che siano proprio differenti tra loro anche come logica con cui sono state create. Ecco. La domanda che si fanno un po' tutti i giovani una volta che il proprio account è stato hackerato, quindi sparisce di fatto, è possibile in qualche maniera recuperarlo? Allora, sempre più spesso osserviamo il fatto che l'account viene conquistato e poi diventa inutilizzabile. Questo non è un problema indotto dal fatto che l'hacker lo conquista e lo tiene conquistato, ma l'hacker lo utilizza, fa
il suo sporco lavoro e dopo un certo tempo è lo stesso gestore del social, quindi di Facebook o Instagram, che si rende conto che questo account è utilizzato per dei fini poco chiari, poco puliti e lo neutralizza. Nel momento in cui lo neutralizza, il provider chiaramente ha capito che l'hacker ha conquistato questo account per debolezza di conservazione dell'utente e quindi quell'account lì è il provider stesso che lo rende inutilizzabile per sempre. Noi siamo portati a pensare che sia l'hacker che se lo conquista e se lo trattiene, ma non è così. L'hacker lo conquista, lo utilizza rapidissimamente per i suoi loschi fini, dopodiché a un certo momento il social si accorge che vengono fatte le attività non corrette, se ne accorgono spesso anche gli stessi utenti che si trovano magari a ricevere dei messaggi sicuramente poco simpatici, segnalano al social il fatto che questo account sta facendo attività pessime e i social banna completamente quell'account e l'account non è più utilizzabile da nessuno, che è la miglior sicurezza possibile, e quindi si perde ovviamente l'account. E quando accade questo, insomma, se si riesce ad agire in tempi rapidi e nei modi corretti, a volte l'account si riesce a recuperare, altrimenti l'account è perso, e questo vuol dire che si perdono tutti i contenuti, tutti i contatti, ma la cosa più grave è che l'hacker, nel momento in cui acquista l'account, va alla ricerca di tutte le possibili informazioni utili che l'account contiene, e sono tante, perché ci sono tutti i contatti, ci sono informazioni personali, ci sono le chat, quindi le comunicazioni che le persone sono scambiate tra loro, diciamo in privato, e quindi è un pozzo di San Patrizio. Ecco, un po' un consiglio ai giovani, soprattutto ai giovanissimi, che cosa possono fare in caso proprio per evitare di trovarsi in questa situazione? Allora, ci sono delle attenzioni proprio di cosiddetta sanità informatica, di cui una parte, alcune sono quelle che dicevo prima, quindi le credenziali molto robuste, molto lunghe, perché a volte la robustezza è data anche in buona parte dalla lunghezza. Una password deve essere lunga almeno, al minimo 20 caratteri perché sia considerata robusta oggi. E queste possono essere veramente delle anche relativamente semplici, ma la lunghezza è già una buona cosa. Devono essere cambiate periodicamente, non devono assomigliare a password di altri contesti. Poi questi ambienti vanno utilizzati in contesti puliti, quindi se io entro in Facebook, entro nel mio cellulare, il mio cellulare non deve poter andare in giro in mano a chi che sia, deve contenere solo le app sicure, quindi purtroppo questo è un problema che con i giovani è enorme. I giovani scaricano app in tutti i modi possibili e immaginabili, e quando si scarica un'app non c'è nessuna garanzia che sia pulita. Quindi la garanzia è data dal fatto che il produttore è un produttore affidabile, l'app deve essere utilizzata da tante persone, perché più persone lo usano più facile è che si accorga qualcuno che c'è un problema, e bisogna evitare di trasformare il cellulare, lo smartphone, in un ricettacolo di 100.000 app scaricate da chissà dove. Naturalmente non va assolutamente scaricato qualcosa dal di fuori del contenitore ufficiale, cioè non bisogna sproteggere gli smartphone e scaricare le app che ti consiglia l'amico il conoscente che trovi in qualche sito in cui ti raccontano che scaricandolo da lì accadono i miracoli. Ecco, quindi
Questa è una cosa molto importante. Ecco, lei diceva prima gli hacker prelevano, insomma prendono questi account, però non è che poi se li tengono. E qual è il rischio, il pericolo? Che cosa ci fanno? Ci fanno tante cose perché l'hacker utilizza sia le informazioni che trova, quindi il fatto che io parlo con Tizio, con Caio, con Sempronio, con il moroso, con l'amorosa, con i compagni di scuola, che fornisco delle informazioni che per noi possono essere apparentemente banali, tipo la settimana prossima andiamo in ferie 2 settimane, e l'hacker registra questa informazione e troverà qualcuno a cui venderla, magari un ladro che sa che in quelle 2 settimane non ci sarà nessuno a casa. L'hacker utilizza quindi una marea di informazioni e poi le distribuisce a dei... Si è bloccato, vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento. Ecco qua, Sì, la risentiamo, perfetto. Sì. Ecco. Quindi l'hacker distribuisce le informazioni che raccoglie, sa a chi possono interessare, sono diversissime le modalità. Per un ragazzo ovviamente le cose più importanti che l'hacker recepisce immediatamente sono per esempio i comportamenti che i ragazzi hanno, le riunioni, i luoghi che frequentano, ci sono anche degli interessi commerciali, quindi il ragazzo che ha una passione per una certa cosa si può fornire l'indirizzo a qualcuno che vende quella cosa e quindi il ragazzo poi può essere contattato da qualcuno che gli vende qualcosa abbastanza a colpo sicuro. Quello che viene fatto dagli hacker non è solo raccogliere le informazioni, che è una fase diciamo di vera e propria raccolta e sono molto esperti in questo, ma dopo c'è la fase di utilizzo dell'account, quindi io l'account lo utilizzerò per esempio per pubblicizzare dei prodotti, delle cose ai contatti del ragazzo a cui ho rubato l'account e in questo farò sia una emissione un po' casuale di pubblicità generiche di qualcosa di normalmente interessante, ma se nel frattempo ho anche recepito cosa potrebbe interessare a Tizio, Caio e Sempronio, magari gli faccio delle offerte mirate, quindi in questo purtroppo molte volte ci sono delle questioni anche di droghe leggere, di commercio di qualcosa di illegale. Appena l'hacker capisce che c'è qualcuno tra i miei contatti che potrebbe essere interessato a recepire il mio acquisto di questo tipo, ovviamente c'è il contatto mirato. Accade veramente. Un'ultima cosa, c'è anche però la possibilità magari che è proprio Instagram ed è uno degli aspetti che in realtà blocca l'account. Come si fa a capire se è stato bloccato da Instagram oppure se invece è stato hackerato proprio da un hacker? No, Instagram o Facebook bloccano un account solo quando l'account esegue qualcosa che non va bene. Quindi di solito l'hacker appena riesce a conquistare un account combina con una rapidità incredibile tutto il possibile immaginabile e quindi a un certo momento Instagram si accorge che questo account sta facendo diciamo qualcosa che non va bene e lo blocca. Certo che sicuramente i social sono un modo importante non solo per il lavoro ma anche per i giovani per comunicare, però tanto importante quanto comunque è pericoloso. Esatto, i pericoli sono dietro l'angolo e gli hacker hanno una furbizia molto grande nel recepirne tutte le sfumature possibili e immaginabili. Grazie davvero. Grazie per essere stato con noi. Grazie, buona giornata. Grazie, buon lavoro. Noi invece torniamo a parlare, ne abbiamo parlato nel corso di questa edizione, abbiamo parlato di bollette, abbiamo parlato dei ristoranti, degli esercenti che hanno deciso di spegnere le luci e di fare delle cene a lume di candela proprio per mandare un messaggio al governo. Sentiamo. E quindi dai, perché non proviamo a spegnere le luci e come lavoriamo? Con le candele.
È una protesta silenziosa e un po' provocatoria. Gli hanno dato il nome controcorrente, un modo efficace per far sentire la voce dei ristoratori in tutto il territorio nazionale. Ristoranti, pizzerie e botteghe hanno deciso di spegnere le luci ed accendere le candele in segno di protesta contro i rincari del costo dell'energia elettrica. In tutta la provincia di Treviso il malcontento si sta allargando a macchia d'olio. Le bollette in questo e in altri ristoranti sono diventate insostenibili. Gennaio-agosto 2021 la spesa energetica era di 12.356 euro, lo stesso periodo del 2022 siamo a 28.501. È stato un aumento dell'oltre 130%. Una cosa che non è sostenibile. In più, annuncio di ieri, si prevede per l'autunno un aumento del gas del 40%, dell'energia del 60%, non so che Natale andremo a fare. L'auspicio è che il futuro governo prenda celermente dei provvedimenti per calmierare questi aumenti. Siamo solo all'inizio perché adesso ci attendiamo la botta del gas e speriamo di poterla supportare, perché altrimenti un punto di domanda: cosa facciamo? Frigoriferi sempre accesi, fornelli e riscaldamento, costi irragionevoli che potrebbero compromettere tante attività. Nel frattempo si pensa di allargare l'iniziativa ad altri giorni della settimana, scongiurando degli aiuti economici per la categoria. Sarà replicata tutti i martedì per l'intero periodo invernale, nella speranza che non si debba allargare anche al mercoledì, perché se gli aumenti saranno ancora superiori dovremo pensare ad altre serate al risparmio. E c'è stata una protesta in Piazza dei Signori a Vicenza contro il caro bollette. Commercianti, imprenditori e cittadini del Vicentino chiedono interventi immediati e abbiamo raccolto proprio le loro preoccupazioni. Il futuro lo vedo molto incerto e spaventa tanto per le persone giovani, spaventa per tutti, ma anche per chi ha il desiderio comunque di crearsi un futuro, fare una famiglia, ma si chiede anche semplicemente come potrà mettere al mondo un figlio se comunque le condizioni sono queste. Difficile immaginare il futuro per tanti degli imprenditori, cittadini, commercianti che si sono riuniti in Piazza dei Signori a Vicenza per il secondo mercoledì di seguito per protestare contro il caro bollette e chiedere interventi urgenti. Tante le storie e le preoccupazioni. Io ho l'attività, io le bollette le pago mensilmente perché ho parecchi kilowatt, in media pagavo sui 570, l'anno scorso ho pagato 570 in luglio di quest'anno ho pagato 2.400 euro, cioè sono tante e sto aspettando quella di agosto. E se avanti sempre di più occhi chiusi, non sai il futuro che ti aspetta perché stai vivendo nel terrore. Ho aperto un altro punto vendita nel paese vicino, dove sarei l'unico macellaio tra l'altro, devo dire che è partita anche abbastanza bene. Ho aperto a giugno fino a quando è arrivata la bolletta che supera il fatturato, e la prossima non la potrò pagare, quindi me lo farò dire dai nostri politici come le pagherò, magari me lo dicono loro, lo farò, però so già che la prossima non potrò pagarla e so già che sarà superiore all'altra. Un grido collettivo, fare qualcosa subito, a rischio attività, lavoro e di conseguenza la tenuta sociale del paese. Ci siamo trovati ad avere una bolletta che partiva inizialmente mediamente sui 25.000 euro e ad oggi, se noi produciamo a ritmo normale, ci aspettiamo una bolletta di 150.000 euro, che diventa una bolletta impagabile. Per il momento ce la facciamo, noi abbiamo fatto il conto un altro paio di mesi e poi dobbiamo mettere per forza mano al personale. Abbiamo 15 dipendenti e collaboratori più che dipendenti perché sono quasi come fratelli, ma purtroppo alternative non ne abbiamo. E intanto avanza l'ipotesi di continuare con le manifestazioni. C'è la volontà come comitato di coinvolgere anche le province vicine a noi ed è appunto in programma. Adesso abbiamo alcuni contatti, vediamo se per la prossima settimana già riusciremo a mettere in piedi una manifestazione. Comunque, se non fosse la prossima settimana, sarà nel più breve tempo possibile. Ed anche le fiere di San Luca a Treviso quest'anno sono alle prese con il caro bollette. Il caro bollette si sta facendo sentire, parliamo del doppio del consumo elettrico, sì. Rimanendo stessi giorni purtroppo si incide molto.
niente, manteniamo i prezzi e speriamo solamente che venga più gente. Tornano le fiere di San Luca pur in un momento economicamente difficile per tutti. Nessun ritocco ai prezzi, dice il presidente delle fiere, nonostante il caro bollette. Inciderà sicuramente sui guadagni, però d'altronde non possiamo fermarci, ecco. Non si fermano e da sempre sono un momento importante per tutto il territorio trevigiano e i suoi cittadini. Al via il 7 ottobre con l'inaugurazione, si protrarranno per 3 weekend, fino a domenica 23, quando ci sarà la festa di chiusura. Il programma di quest'anno tra tradizione e novità. Le attrazioni sono sempre le stesse, si riconfermano, lo spazio purtroppo essendo limitato non dà grande sfogo a delle grandissime novità, al di fuori di una, che è la Casa di Cristallo, che si ripresenta dopo diversi anni che mancava. Un evento che si rinnova nonostante i tempi non semplici. Anche in momenti difficili è indispensabile trovare quei piccoli momenti di serenità che ci fanno anche affrontare la vita con un sorriso, pur consapevoli delle difficoltà. Ed ora guardiamo insieme le previsioni del tempo, poi una piccola pausa pubblicitaria e torniamo di nuovo qua in studio. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Nuova fase di maltempo per l'arrivo di una perturbazione molto forte nel weekend, poi migliora con il ritorno dell'alta pressione. Il dettaglio intanto di giovedì 29 settembre. Sul Veneto tempo variabile con cielo molto nuvoloso, qualche rara pioggia al mattino, ma aumento della probabilità di precipitazioni nel corso del pomeriggio, dove avremo fenomeni anche intensi. Temperature in lieve calo, minime tra 10 e 14 gradi, massime invece comprese tra i 17 e i 21 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo rovesci sparsi e intermittenti inizialmente. Dal pomeriggio sera peggioramento con piogge via via più estese e abbondanti. Temperature minime sui 13-16 gradi, massime sui 18-20 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Nubi basse in parziale dissolvimento in mattinata, col passare delle ore nuvolosità in aumento con precipitazioni diffuse. Temperature minime intorno ai 9-11 gradi, massime sui 21 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Siamo tornati nuovamente in studio, dunque prima di aprire la pagina politica 2 notizie di cronaca. La prima vorrei ridirvela perché era l'omicidio di Mattia Caruso. Si cercava insomma una persona che era stata vista scappare e invece insomma è stata fermata la fidanzata di Mattia Caruso, Valentina Boscolo, per l'omicidio del trentenne accoltellato a morte nella notte di domenica e lunedì. L'uomo era morto a causa delle ferite. Questa è la svolta nelle indagini, proprio svolta delle ultime ore relative proprio alla morte del trentenne di Albignasego, ucciso con una profonda coltellata al cuore. Diversi punti oscuri su cui la procura e i carabinieri stavano indagando. La sera di domenica 25 settembre Caruso era ai laghi di Sant'Antonio con la fidanzata. È stata proprio lei a raccontare agli inquirenti cosa sarebbe accaduto quella notte, un racconto che però aveva subito suscitato diversi dubbi. Ed ancora da Padova invece sono stati 2 tunisini di 26 e 24 anni e un 26enne marocchino con precedenti per spaccio, lesioni e anche rapina. Gli autori principali dell'aggressione armata avvenuta il 2 giugno scorso presso il locale Utopia in via dei Colli a Padova. La loro individuazione si è pervenuti grazie all'attività di indagine condotta dagli investigatori della squadra mobile della Questura sotto la direzione della Procura della Repubblica di Padova. Dunque invece apriamo ora la pagina politica, immediatamente gli ospiti, Andrea Penzaiello di Coraggio Italia che abbiamo qua in studio con noi. Buongiorno. Grazie per l'invito.
Collegato dovrebbe esserci Nicola Finco della Lega, lo vedo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Poi vedo anche Emanuele Crosato, Forza Italia, buongiorno. Buongiorno a tutti. E Luana Zanella di Europa Verde, buongiorno anche a lei. Buongiorno a voi, buona giornata. Partirei proprio da quest'ultima notizia di cronaca. Sono stati arrestati, abbiamo parlato tante volte di aggressioni, abbiamo parlato tante volte di criminalità, di microcriminalità, ma questa in realtà è criminalità, con un'aggressione ai danni, insomma, di un barista. Sono stati fermati 2 tunisini ed un marocchino. C'è bisogno di più sicurezza. C'è bisogno sicuramente di più sicurezza. Io sono anche un barista a tempo perso, diciamo, e quindi conosco bene certe problematiche, la gestione di certi problemi. C'è anche bisogno probabilmente di rivedere alcuni aspetti di alcune professioni, tipo la nostra, dove comunque sempre più spesso ci viene data la responsabilità di alcuni controlli o di comunque di tutelare la garanzia della sicurezza anche dei nostri altri clienti, e non sempre è facile poi gestire in prima persona quando magari stiamo anche lavorando, o quando comunque nel nostro staff ci sono anche tanti giovani che magari non hanno sempre la determinazione per riuscire a gestire determinati eventi. Ci sono sempre più tavoli, di recente fatti anche uno a Venezia e uno a Vicenza, per la sicurezza pubblica, perché comunque è un problema che riguarda tutta l'Italia in realtà. Purtroppo il grosso problema è sempre quello: quando partecipiamo a questi tavoli sempre viene detto che non c'è abbastanza personale nelle forze dell'ordine, nella polizia locale, per riuscire a essere in maniera capillare sul territorio, perché purtroppo anche quando vengono fatte le chiamate da parte di noi gestori poi alle forze dell'ordine, anche gli interventi non sono quasi mai tempestivi, non per forza loro, per colpa loro, ma perché stanno ovviamente rispondendo magari ad altre chiamate di incidenti o di quello che può essere. Di conseguenza bisogna sicuramente mettere in preventivo, anche adesso col nuovo governo, magari di pensare a rifinanziare anche il personale, le strutture della pubblica sicurezza, in modo da poter gestire meglio anche queste situazioni, perché comunque le attività sono sicuramente dei presidi con l'illuminazione dei locali, delle vetrine dei negozi, che danno più sicurezza al cittadino, però poi chi si trova dietro il banco o dentro un negozio, se non viene tutelato alla stessa maniera, rischia a volte di passare appunto una brutta giornata. E questo è sicuro. Nicola Finco, sicuramente tante le cose da risolvere, poi ne parleremo, ne abbiamo parlato anche nel corso di questa edizione, però questo sicuramente è uno degli aspetti che andrà preso in mano in maniera, insomma, importante. Certamente, dopo dobbiamo anche dire, insomma, che la sicurezza non è mai abbastanza all'interno di questo paese, e non possiamo nemmeno pretendere, cioè è impossibile pensare che le forze dell'ordine siano dovunque all'interno di ogni locale, all'interno di ogni realtà commerciale, piuttosto che delle piazze. Purtroppo quello che secondo me manca soprattutto all'interno di questo paese è la certezza della pena, perché adesso sono stati arrestati questi 2 tunisini, ma sono sicuro che nel giro di 24-48 ore saranno rimessi in libertà. E quindi se non abbiamo la certezza della pena, se chi delinque poi non viene seriamente punito, ma anzi nel corso degli anni abbiamo visto diverse azioni tipo indultini, insomma esempi che danno l'immagine di un paese comunque molle, di un paese che non sa, insomma, garantire quelle regole ferree sulla sicurezza. È ovvio che noi questi fenomeni non riusciremo mai a fermarli. Quindi, al di là della presenza delle forze dell'ordine, che per carità fanno già un immenso lavoro, e soprattutto diciamo che le forze dell'ordine non sono mai abbastanza tutelate, perché anche loro hanno le mani abbastanza legate, ma soprattutto poi ci troviamo con tantissimi casi di criminalità dove la gente resta totalmente impunita. Possiamo parlare di furti, di spacciatori, fino a casi molto più gravi. Quindi mi auguro che adesso che finalmente dopo anni c'è un governo politico, ma soprattutto c'è un governo di centrodestra, mi auguro che chi prenderà in mano sia il Ministero degli Interni, ma anche e soprattutto il Ministero della Giustizia, inizi a fare vedere che questo è un paese che ha delle regole e che le regole vanno soprattutto rispettate. Poi su questo del nuovo governo volevo farle anche una domanda, dopo continuiamo a parlare di questo. Insomma, abbiamo visto un po' qualche scaramuccia all'interno del centrodestra, il Toto Ministri che insomma è partito, potrebbe creare qualche problema? Così lo chiedo anche a Crosato. Ma diciamo che oggi ci sono diversi articoli sui quotidiani che parlano di uno scontro all'interno dell'alleanza di centrodestra. Allora, da fonti dirette non mi risulta questo. Insomma, c'è una dialettica, è ovvio
che noi oggi, piaccia o no, al di là delle percentuali, comunque siamo il secondo partito della coalizione di centrodestra, e chiediamo che comunque ci venga riservato un ruolo insomma anche importante, non è che ci possono dare il ministero delle varie ed eventuali. Pretendiamo che la Lega comunque, al di là, ripeto, della percentuale a livello nazionale, è un movimento che ancora moltissimi amministratori a livello locale in tutta Italia, ha diversi governatori, e quindi sia anche giusto riconoscergli insomma un peso importante all'interno di questo governo. Poi è il Ministero degli Interni, è qualsiasi altro tipo di ministero, non lo so. Comunque c'è una delegazione trattante che sta dialogando con Fratelli d'Italia, però insomma, l'impressione che ho io è che insomma, a presto ci sarà un governo e che sicuramente questa sarà una coalizione che durerà per 5 anni, e mi auguro veramente di una svolta importante a questo Paese. Insomma, non si rischia di cadere sul Ministero degli Interni? Ma assolutamente no, insomma considero i leader di partito del centrodestra persone capaci, consapevoli, che sanno di avere anche una grande responsabilità nella gestione del Paese, quindi sono sicuro insomma che non si creerà una crisi di governo per un posto piuttosto che un altro, basta che ovviamente tutti rispettino ovviamente gli impegni presi, ma soprattutto anche ci sia un rispetto degli alleati al di là delle percentuali. Crosato. Sono pienamente d'accordo, credo che attualmente ci siano delle cose più urgenti da prendere in mano subito che andare a dialogare sui posti o dover andare a discutere sulle posizioni. Quindi credo che ci sia già uno schema che i 3 leader che stanno in questo momento facendo il tavolo di concertazione abbiano già l'idea chiara su come andare a disegnare il prossimo governo. Stiamo solo, credo, aspettando i termini tecnici per tutto quello che è l'iter, la burocrazia anche nella creazione del governo, che sì, sembra sempre una cosa facile, invece anche queste fasi sono difficili. Poi, come avete detto bene, uno degli interventi precedenti degli ospiti che avevate accennava proprio al fatto della crisi energetica. Penso che le prime misure debbano essere proprio accentrate a ciò, e spero che questa sia l'urgenza che abbiamo. Prima c'era un esercente che diceva appunto che non sa come pagherà le prossime bollette. Io nel mio piccolo, nel mio territorio, questa è la condizione, cioè supermercati che chiudono perché non riescono a pagare le bollette dell'energia elettrica, esercenti che sono in forte crisi, le famiglie arriverà la stangata prossima della prossima bolletta aspettando l'inverno, quindi assolutamente ci sono cose più importanti. Lei prima ha accennato alla sicurezza, io dico sempre che c'è una sicurezza attiva e passiva, l'attiva la fanno le forze dell'ordine, anche qui spero che il prossimo governo dia la possibilità di assumere personale, assumere forze dell'ordine nei gradi armati ma anche nella polizia locale, e dia soprattutto una dignità ai corpi retribuendoli giusto. E poi c'è tutto il tema della sicurezza passiva e legato alla videosorveglianza, alla cittadinanza attiva, insomma ce ne sono tante cose da fare piuttosto che andare a spartire posti o a pensare a fare una crisi di governo perché non c'è coordinamento su questo. Luana Zanella, chiudiamo la discussione sulla sicurezza, perché comunque è uno degli aspetti, il caro bollette è un altro, ma ci veniamo subito anche a questo perché ne abbiamo parlato ampiamente, però anche la sicurezza è fondamentale perché la gente chiede maggiore sicurezza. Noi abbiamo visto anche un aumento dei furti un po' dappertutto. Allora, è evidente che la sicurezza è un bisogno e un diritto fondamentale e lo Stato è nato proprio per garantire la sicurezza alle cittadine e ai cittadini. Volevo affrontare però un tema preciso rispetto alla sicurezza, cioè il discorso delle forze armate, delle forze di polizia in particolare, che sicuramente in questo momento attraversano una sorta di crisi generazionale, tra virgolette, perché come in altri comparti, questo me lo spiegava un ex poliziotto che è anche un nostro iscritto, come in altri comparti c'è stato il pensionamento di generazioni
di poliziotti e di agenti addetti alla sicurezza, quindi. E i giovani forse avrebbero bisogno anche di essere formati e di essere più garantiti sul territorio. Cosa voglio dire questo? Non è pensabile, per esempio, parlo della Polfer a questo punto, che con un'indennità per stare, diciamo, in situazione anche di soggettivo pericolo abbiano un'indennità di 6 euro al giorno e quindi voi capite bene che bisogna anche pensare ad una rivisitazione proprio dei rapporti di lavoro, oltre al fatto che e adesso parlo della polizia locale, no? Penso a Venezia, la mia città, dove non possiamo lamentare un'insufficienza di organico e anche di come dire, interesse da parte dell'amministrazione pubblica, del sindaco, per quanto riguarda questa necessità. Però la sicurezza delle città, e non solo delle città ovviamente, si garantisce anche con politiche di attenzione e di prevenzione sul territorio, che non sono solo sicurezza, ma si intrecciano con le politiche di welfare, le politiche sociali vere e proprie, no? Per cui se tu non hai... Io ho fatto l'assessora alle politiche sociali del mio comune e facevamo i tavoli con la polizia, con i vigili urbani, con le ASL, eccetera, eccetera, in modo da avere dei tavoli, no? E anche li ha citati, adesso non ricordo chi mi ha preceduto, no? Questi tavoli sulla sicurezza e non solo sulla sicurezza, per esempio per il contrasto alle droghe, alla prostituzione, eccetera, interistituzionali. Questi sono importantissimi. Ecco, io vedo nel mio territorio meno capacità di gestione a questo livello. Per esempio, gli operatori di strada, quelli cioè che facevano anche un servizio di prevenzione e anche di conoscenza del territorio stesso per il contrasto alla tossicodipendenza. Scusi, però volevo chiederle anche una cosa. È venuto un po' meno, anzi è venuto molto meno, e quindi anche questo è un aspetto sicuramente da non sottovalutare. Diceva però Finco, uno degli aspetti che tutti tutti ne parlano e tutti vorrebbero cambiare questo sistema. Non c'è una certezza della pena oggi, c'è un po' da rivedere anche questo. Come diceva Finco prima, a volte, ma lo dicono anche le forze dell'ordine, a volte sempre più spesso anzi, persone che vengono arrestate e poi si ritrovano fuori dopo pochi giorni. Va ricambiato questo anche, Zanella? Guardi, ci sono anche molte persone che stanno dentro le carceri senza avere un processo per mesi e talvolta anni, e questo anche vuol dire che non c'è una vera certezza della pena, ma neanche una dimostrazione dell'avvenuto reato. Ecco, quindi è chiaro, io sono d'accordo che il sistema giudiziario, il sistema carcerario vadano profondamente rivisitati e ovviamente chi delinque deve pagare, però adesso ci sarà sicuramente, perché è evidente, anche il problema proprio delle carceri, perché molto spesso si tende a scarcerare, perché non ci sono neanche carceri che possano contenere tutte le persone che delinquono. Questo lo sappiamo, neanche quando è competente e necessario, quindi bisogna anche capire quali possono essere le misure alternative al carcere per poter gestire la sicurezza, ma anche garantire la possibilità
di dar corso a quanto previsto dalla Costituzione, che il carcere deve avere uno scopo anche di rieducazione, perché se deve essere un luogo in cui vi chiedo di essere un po' più, mi scusi, vi chiedo di essere un po' più brevi nelle risposte, perché sennò non riusciamo a fare il giro anche con tanti altri argomenti. Ecco, Finco, lei diceva appunto, parlava della certezza della pena e Zanella diceva anche ci sono però persone che rimangono in galera che avrebbero invece dovrebbero uscire o comunque insomma processi troppo lunghi. È tutto il sistema giudiziario che andrebbe rivisto? Ma sì, certamente, insomma, questa ormai è una delle riforme più vecchie che questo Paese, insomma, mi ricordo ormai, io per carità ho 40 anni, ma da quando ho iniziato a fare politica 20 anni fa ho sentito che uno dei principali problemi di questo Paese è proprio il sistema giustizia, che va letteralmente riformato. Però oggi abbiamo una dimostrazione, l'abbiamo visto nel corso degli anni, che ahimè la giustizia spesso e volentieri è più forte anche della politica, no? E quindi quando la politica è debole la magistratura è forte, dopo alla fine dei conti la magistratura fa anche quello che vuole. Però sta di fatto che oggi c'è la necessità, perché io capisco che ci sono delle persone che magari attendono da anni in processo e qualcuno a volte è stato incarcerato anche ingiustamente, però non è dicendo siccome abbiamo le carceri piene non possiamo più arrestare nessuno, quindi dobbiamo trovare dei sistemi diversi per educare la gente a non delinquere. Cioè noi casomai dobbiamo pensare a strutturare questo Paese in modo che chi fa il delinquente abbia una giusta pena e se merita la galera, casomai di soldi se ne spendono tanti in questo Paese, costruiamo qualche casa circondariale in più, perché voglio dire, non è che sto discorso qua che siccome abbiamo le carceri piene allora vabbè liberiamo tutti, perché ormai è un problema che conosciamo da anni, però sicuramente non è aprendo le porte delle galere che risolviamo il problema. E anche la rieducazione, ci sta la rieducazione, perché è giusto dare delle possibilità a una persona che sbaglia poi di ovviamente inserirsi nuovamente all'interno della società e trovare la giusta strada, però è altrettanto vero che se noi vogliamo mandare dei messaggi chiari a soprattutto determinate persone dobbiamo far vedere che questo è un Paese che ha il pugno duro per chi delinque, altrimenti se diamo l'immagine che questo è il Paese del Bengodi, che puoi fare qualunque cosa perché tanto siccome non ci sono le carceri liberiamo tutti, sicuramente non facciamo l'interesse né di commercianti né di cittadini né tantomeno il bene e la sicurezza pubblica di questo Paese. Quindi insomma ci vuole il pugno di ferro, appunto. Vorrei vedere questi tunisini se avessero fatto quello che hanno fatto nel loro paese a quest'ora dove sarebbero, altro che all'interno di qualche prigione, forse qualcuno di loro starebbe già facendo qualcos'altro. E qui mi fermo. Penzaielle, d'accordo? Sì, poi diciamo, sottolineava giustamente una cosa prima, il problema grosso in Italia ora si scopre per il tema giustizia, ma è stato durante il Covid per il tema fiscale per le aziende, sarà a breve per il problema energetico. Si pensa sempre a risolvere i problemi in aumento emergenziale e non si guarda mai a costruire una politica a medio termine. Appunto, se il fatto della mancanza di carceri, della sicurezza, della certezza della pena veniva risolto quando 20 anni fa si iniziava a parlarne, o comunque si metteva in piedi un piano anche a medio termine che ci avrebbe portati oggi ad avere le strutture necessarie, oggi appunto non saremo qua di nuovo a parlare delle stesse necessità che c'erano 20 anni fa. E ripeto, è lo stesso problema che oggi abbiamo con l'energia. Oggi c'è un problema energetico che è contingente, che va risolto sicuramente oggi nell'immediato con degli interventi emergenziali, però bisogna subito cominciare a lavorare anche ad alcuni rimedi, a un cambiamento diciamo a medio termine, per non trovarci tra 10-15 anni, la prossima crisi, di nuovo in necessità di interventi emergenziali. È proprio il problema dell'Italia, si guarda sempre al passo dopo di noi ma mai 10 passi avanti. Zanella, costruzione di nuove carceri potrebbe essere un'ipotesi? Guardi, ne sono state costruite di carceri anche nuove che poi non sono mai state messe in grado di iniziare diciamo a servire. Io credo che la situazione carceraria, intanto c'è la sovrappopolazione, questo l'abbiamo visto, l'abbiamo misurato, non so se tra chi è con me a ragionare, qualcuno di loro è andato a visitare qualche carcere. Io ci sono andata e le assicuro che è un livello talmente basso di possibilità per chi, non soltanto per chi è in carcere in quanto ha commesso un reato ed è stato punito, ma anche per chi lavora come polizia giudiziaria. Io sono, polizia carceraria, io sono stata spaventata dalla quantità, dal numero
di suicidi che ci sono state sia tra i carcerati nel giro degli ultimi mesi, sia tra le guardie carcerarie, e quindi bisogna considerare il problema non soltanto come una questione di costruire nuovi carceri, ma del sistema carcerario nel suo complesso. Adesso io capisco che dire il pugno di ferro così è necessario, perché è chiaro, è necessario essere rigorosi e applicare le leggi, questo è necessario. Adesso ci sono anche nuove, diciamo, energie, tipo l'ex magistrato Nordio e la deputata e l'ex, insomma, adesso è stata rieletta, Buongiorno. Io penso che loro, essendo anche molto garantisti, possano contribuire anche a cambiare un po' la mentalità del centrodestra, che penso è stato piuttosto, non ultimamente, un po' è cambiato, ma molto giustizialista, come si esprime e come si evidenzia anche oggi negli interventi che si sono succeduti. Crosato, bisogna cambiare un po' la mentalità del centrodestra? Beh, io mi trovo perfettamente d'accordo con Andrea e Nicola, quindi vuol dire che il centrodestra tiene sia su quanto riguarda il pugno duro e sia per quanto riguarda che dobbiamo rivedere anche il sistema penitenziario. Abbiamo il corpo di polizia penitenziario che comunque dobbiamo dare attenzione, perché veramente fanno, come la collega di prima, sono andato a visitare, ho avuto modo di visitarlo, e veramente lavorano in situazioni penose, quindi anche riuscire a dare nuove carceri o comunque dei sistemi più opportuni anche di vita loro è doveroso. Poi per quanto riguarda cosa possiamo fare, oltre a potenziare e a dare comunque rendere più chiaro il sistema giudiziario in Italia. Io come Forza Italia siamo garantisti, quindi anche in questo, diciamo, io trovo sempre pauroso che ci sia qualcuno di innocente in carcere, anche se c'è un dubbio, molto probabilmente dovremo ripensare questo sistema. Possiamo agire anche nel concreto, noi nei territori abbiamo gli accordi con giudici e i tribunali per chi vuole redimere la propria pena anche attraverso i servizi sociali. Io vedo che questa misura funziona, che è una misura che dà la possibilità a chi magari ha avuto piccole pene, certo non posso accogliere persone in grande che hanno avuto, diciamo, delle pene enormi oppure pericolose, però che gli dà possibilità anche di avere un riferimento nella società e di pagare la propria pena, e sono cose utili perché alla fine vai a dipingere la scuola, vai a pulire, a spazzare, certo. E questa cosa è effettiva, la vedi, e anche i cittadini lo capiscono che comunque hai voglia di rimettere. Ecco, prima Crosato ha toccato uno invece degli argomenti, ne abbiamo parlato davvero tantissimo, non solo nel corso dei telegiornali ma anche nelle nostre edizioni, che è quello del caro bollette. L'abbiamo detto più volte, il governo dovrà sicuramente trovare una soluzione immediata a questa problematica. Abbiamo seguito anche i ristoratori che hanno deciso di fare le cene a lume di candela per mandare un messaggio. Oggi, fra l'altro, festa della polizia, proprio i questori lanciano un po' un appello e un monito alla calma, tutti quanti, perché dicono questa situazione rischia davvero la tenuta sociale. Sappiamo benissimo che la situazione ormai è diventata insopportabile e ingestibile per tantissimi, sia aziende che famiglie. Qualche settimana fa anche il sindaco di Treviso, Mario Conte, aveva detto che sarebbe stato in piazza al fianco dei cittadini qualora avessero deciso di manifestare. Tra l'altro noi come associazione ci avevamo anche ragionato in quei giorni là insieme al comune se era il caso magari di creare una manifestazione dimostrativa, però poi il tema appunto della tenuta sociale ha avuto il sopravvento, e quindi alimentare determinate manifestazioni, determinate cose che poi possono sfociare in rabbia avrebbe creato più danni che altro. È giunto quindi il momento, visto che nel programma del centrodestra si è affrontato sotto diversi punti di vista il tema dell'energia e come dargli appunto una risoluzione sia a breve sia a medio termine, ora è giunto il momento di insediare il prima possibile il nuovo Parlamento e di cominciare a lavorare su quello che può essere sicuramente fatto a livello nazionale ma anche a livello poi europeo, perché sicuramente il fatto che comunque sia stato confermato che anche il nuovo governo
governo avrà la necessità e il bisogno di essere forte all'interno del patto atlantico, quindi continuare a lavorare con l'Europa. Questa Europa però deve dare delle risposte a tutte le nazioni, compresa l'Italia, dove il tema ad esempio speculazione è ormai un dato di fatto, non è più un dubbio, e di conseguenza trovare subito come dicevo prima, delle soluzioni emergenziali. Io personalmente ne ho proposto un paio sia durante l'inizio anno come Veneto Bisonite, sia durante la campagna elettorale come Noi Moderati e Coraggio Italia, ma anche poi cominciare a guardare a una soluzione a medio termine per renderci autonomi, indipendenti e soprattutto non trovarci appunto tra 10 anni alla prossima emergenza di nuovo a dover dipendere dai provvedimenti emergenziali, che sono anche più costosi alla fine di quelli che vengono fatti con la pianificazione adeguata. Finco. I dati sono preoccupanti, perché insomma basta guardare le previsioni della Banca d'Italia, che avevano fatto una previsione ancora inizio settembre, cioè che da settembre a dicembre gli italiani e le imprese insomma in generale spenderanno quasi 100 miliardi di energia. Queste sono cifre impressionanti. Ovviamente eravamo in un periodo di campagna elettorale, mi auguro che adesso che è finita questa campagna elettorale, visto che questo era uno dei temi principali che tutte le forze politiche hanno portato avanti, mi auguro che nel giro di qualche settimana, non parlo di qualche mese, ma di qualche settimana, si inizi veramente a dare delle risposte concrete, perché qui è a rischio la tenuta sociale ma anche la tenuta economica di un paese, perché voglio dire, non è che un'impresa, che sia grande o piccola, possa tenere botta più di tanto con quello che sta arrivando. Quindi noi avevamo avanzato delle proposte che ovviamente parlavano di scostamento di bilancio. Ovviamente questo vuol dire fare nuovo indebitamento. In un momento come questo non è che ci siano grandi alternative. Abbiamo visto che a livello europeo alcuni paesi si sono già mossi, altri, compreso il nostro, è in attesa che a livello europeo si muova qualcosa, però io non vorrei che questa cosa d'Europa poi ci portasse in un burrone. Quindi mi auguro che quanto prima, adesso so che comunque ci sono già degli incontri tra partiti di centrodestra per quanto prima proporre delle soluzioni, comunque delle soluzioni tampone per il momento, perché non è che la crisi energetica la risolveremo nelle prossime settimane, però se non altro per dare ossigeno a famiglie e imprese, che oggi è un'emergenza ma vitale per la sopravvivenza sia del sistema economico, ma anche sappiamo benissimo, perché se le aziende chiudono la gente non mangia e di conseguenza sappiamo benissimo che la situazione diventa molto ma molto difficile. No, anche perché diciamo che da pochi giorni è stato pubblicato in Gazzetta il decreto aiuti ter, che dà delle soluzioni al problema energetiche, ma sono le solite soluzioni che alla fine non aiutano veramente nessuno, perché un ulteriore 200 euro o una tantum per le famiglie, quando si trovano le bollette passate da 200 a 600 euro, non dà nessun aiuto. Un credito d'imposta alle aziende energivore del 15%, considerando che per avere credito d'imposta devi avere anche la possibilità poi di scalarlo, e non lavorando in questo momento fai fatica ad avere appunto dei debiti da poi scalare dal credito, non sono gli aiuti di cui abbiamo bisogno. Quindi anche il decreto aiuti ter, che sta uscendo sui giornali come un ulteriore aiuto per le famiglie e per le aziende, in realtà è la solita notizia di facciata. Il problema va risolto in maniera più radicale, più sostanzioso, non per forza con scostamento, anche con interventi che l'Europa ci permette già di fare. Io penso ad esempio, l'ho parlato più di una volta, alla normativa 542 del 2022 europea, che permette alle nazioni di abbassare o di togliere l'IVA dalle bollette. È una cosa che si può fare subito, è una cosa che non va a richiedere grossi impegni da parte dello Stato, e sarebbe già uno sgravio di un 22% in bolletta, quindi senza dover fare carte, senza dover presentare ISEE o altro, sia per le famiglie che per le imprese. Zanella, questo dell'IVA potrebbe essere anche una soluzione intanto immediata, anche perché i cittadini insomma dicono campagna elettorale finita, ora passiamo ai fatti. Infatti il nuovo governo è chiaro che dovrà prendere delle decisioni in merito. Mi pare di capire che la Premier in pectore non ha nessuna intenzione di fare scostamenti di bilancio, perciò bisognerà che noi lo proponiamo già in campagna elettorale, ma adesso in Parlamento lo proponiamo con delle iniziative parlamentari precise, ridistribuire gli extra profitti, 40-50 miliardi, che possono coprire quantomeno in parte i 100 miliardi di cui parlava Finco, mi pare, se non sbaglio, e questa è anche una misura che si può assumere
naturalmente bisogna avere la volontà politica di esercitarla. E poi nel medio periodo, anzi nel breve periodo, si possono sbloccare tutti quei contratti che sono stati già presentati, proposti a Terna per produrre molti gigawatt, parlo di 260 gigawatt per le forniture da rinnovabili. Ecco, quindi anch'io concordo con i colleghi, misure immediate che però non devono essere appunto solo delle misure a debito, e soprattutto poi misure che ci sgancino dalla dipendenza dall'estero, in particolare dai fornitori di gas per la produzione energetica. Ecco, questo è quanto. Crosato? Beh, la situazione non è certo facile, quella che andrà a trovarsi il governo, quindi con uno spread che oggi è in aumento è dai massimi rispetto ad aprile 2020, quindi anche qui una situazione difficile. I bot appena fatti del Tesoro, quelli a 6 mesi, che hanno praticamente sono schizzati di 117 punti, quindi un rialzo. La situazione finanziaria è comunque deficitaria. L'unica cosa positiva di oggi sono quei 9-10 miliardi dovuti all'indebitamento netto, quindi dei soldi che potremmo indebitarci ulteriormente senza diciamo uscire dai parametri, e questi credo che siano immediati da spendere su interventi verso imprese, famiglie e aziende, altrimenti queste chiudono. E l'altra cosa di interessante possono essere i 170 miliardi che mancano da qui al 2026 per il PNR, per magari metterli in un inefficientamento energetico, quindi una politica vera energetica che potremmo fare da qui al 2026. Ecco, l'ipotesi che diceva Andrea, il fatto di togliere l'IVA, che sarebbe una soluzione immediata questa, potrebbe essere una soluzione, Crosato? Ma guardi, tutto è percorribile. Io anche mi discosto un po' da quello che dice il mio partito, ovvero che andrei anche a fare indebitamento. Cioè, siamo in un momento difficile, non dobbiamo mettere in condizioni di chiudere esercenti imprese, dobbiamo assolutamente intervenire, quindi tutti gli strumenti in momenti difficili sono opportuni. Finco. Ma guardi, bisogna capire qual è la strada migliore che crea meno danno. Adesso ovviamente noi abbiamo avanzato le nostre proposte, io non so se adesso sia possibile togliere l'IVA e quali altre soluzioni siano fattibili a livello statale, perché questo ovviamente ne sa di più chi è all'interno del Ministero dell'Economia e può darci le giuste valutazioni. Il certo è che da rappresentante del territorio mi auguro solo che si faccia in fretta, perché veramente, ripeto, non stiamo parlando di mesi ma di settimane. Dobbiamo invece parlare di una questione politica. Un po' tutti i partiti, terminata insomma questa tornata elettorale, terminate insomma queste elezioni, ora tutti si guarda alle regionali e anche alle comunali. C'è la pubblicità, ci fermiamo un attimo, poi parliamo proprio di questo. Pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, l'ultimo aggiornamento sull'omicidio di Abano Terme, di Mattia Caruso. Come vi avevo detto prima, è stata fermata la fidanzata Valentina Boscaro, e sarebbe stata proprio la donna alla fine ad aver ammesso davanti al pubblico ministero nell'interrogatorio in caserma di averlo ucciso con un coltello a serramanico. Dunque si conclude purtroppo questa tragica vicenda del padovano. Torniamo invece a parlare di politica e parliamo proprio delle elezioni. Adesso si guarda tutti alle regionali, si guarda tutti alle comunali, insomma si torna un po', non si torna in campagna elettorale ma si guarda ora a questo.
Sì, ormai diversi comuni importanti qua in Veneto voteranno l'anno prossimo, perché c'è Treviso, c'è Vicenza, mi vengono in mente, e poi appunto il 2025 sono le regionali. Sicuramente si torna a parlare perché qualche equilibrio è stato abbastanza scombussolato da questa tornata, però ricordiamoci che nelle elezioni legate strettamente ai territori quello che conta di più non è tanto la filosofia politica del partito, ma è la persona che amministra e la persona che andrà appunto poi a compiere un percorso e quindi a vedere la città in un certo modo. Di conseguenza penso che sarà possibile comunque continuare, ad esempio penso a Treviso, ad appoggiare quello che può essere il percorso che Mario ha portato avanti fino ad oggi, seppur appunto poi magari ridisegnando un po' quella che sarà la squadra che lo aiuterà. L'importante, io l'ho sempre detto ben prima di cominciare a fare anche politica, è che nei territori ci siano persone che siano competenti e che abbiano una visione della città o della regione a medio termine, perché sennò si rischia sempre di avere poi ogni 5 anni un cambiamento, un fa e disfa che non aiuta né i cittadini né le aziende né i territori. Finco, sì, guarda, le comunali, insomma anche il sindaco Conte ieri ne ha parlato, qualcuno diceva poteva esserci qualche cosa per cui si metteva magari anche in gioco il suo ruolo, in realtà no. Fratelli d'Italia, Forza Italia appoggiano Mario Conte. Ma sì, penso che insomma, non ci siano dubbi insomma, sulla riconferma di Mario Conte, in quanto insomma, ha governato bene, è ben voluto all'interno della città di Treviso, quindi non ne vedo motivo. Dopo però dobbiamo capire che ogni elezione è a sé. Cioè non è che perché oggi c'è stato un successo di Fratelli d'Italia a livello nazionale, di conseguenza si riporterà a livello amministrativo, a livello regionale europeo. Sicuramente ci sarà un'onda lunga, però ricordiamoci bene, prima lo diceva bene, uno la differenza la fa il candidato, e penso che oggi la Lega, per quel che riguarda il mio partito, possa ancora contare su una grande classe dirigente che va dai piccoli comuni alle medie città alla regione stessa. Siamo in 35 consiglieri regionali, abbiamo 7 assessori, abbiamo un presidente, quindi abbiamo sicuramente un capitale umano che non ha nessun altro partito, e quando queste persone poi le scateni sul territorio vedi che i risultati cambiano, perché sono persone che conoscono il territorio, sanno raccogliere le preferenze, hanno una rete di conoscenze e un consenso non indifferente. E poi voglio dire, da quale regionali mancano ancora 3 anni, abbiamo 2 tornate amministrative, abbiamo le europee. Guardi, io ero in regione 10 anni fa, nel 2012, quando c'era la famosa notte delle scope, no? Il mio movimento era al 3,5%, tutti ci davano per morti. Abbiamo visto in Veneto Renzi al 42% nel 2013, abbiamo visto i 5 Stelle prendere il 30%, però alla fine voglio dire, per mantenere alto il consenso devi essere strutturato sul territorio, o hai le sezioni, i circoli, la gente, gli amministratori che sono validi, oppure puoi avere un consenso che dura un periodo, però poi insomma va a scemare. Sicuramente il voto che oggi hanno dato anche i veneti in questa terra è un voto che secondo me non rappresenta un abbandono nei confronti delle tematiche tanto care alla Lega, e soprattutto non rappresenta nemmeno un abbandono al nostro movimento, ma secondo me i nostri elettori hanno voluto darci un segnale, un messaggio molto chiaro, cioè ritornare al territorio, essere più concreti, e forse, lo dico insomma perché sono anche un dirigente del movimento a livello regionale, bisognerebbe finirla con queste continue polemiche quotidiane sui giornali e quant'altro, che sicuramente non fanno il bene del movimento e dall'altra parte allontanano anche l'elettorato. Quindi calma, tranquillità, bisogna ripartire dagli errori fatti, e sicuramente, ripeto, abbiamo un grande capitale umano dal quale ripartire, quindi su questo faremo un grande lavoro nei prossimi anni. Zanella, sicuramente il centrodestra sta andando compatto, sicuramente qualcosa dovrà cambiare nel centrosinistra. Ma intanto mi auguro che anche noi possiamo dal 3,5%, 3,7% che siamo, arrivare al 30%. È di buon auspicio quello che è capitato ad altre forze politiche, evidentemente. No, a parte questo, mi pare che l'emergenza climatica, l'emergenza energetica, l'emergenza ambientale dovrebbero essere al centro della preoccupazione di tutti i partiti. E io mi auguro quindi che anche sul nostro territorio, il Veneto,
con le prossime tornate elettorali ci sia la presa di consapevolezza che così come siamo andati avanti finora non si può procedere, quindi sia a livello comunale, sia a livello di provincia, sia a livello di regione bisogna che qualcosa cambi. La nostra è una regione che è veramente attraversata da una crisi ambientale e climatica pazzesca. Pensiamo cos'è successo alla Marmolada, cos'è successo nelle campagne, la siccità, la risalita del cuneo salino. Cioè, noi abbiamo affrontato un'estate pazzesca, ecco, quindi tutti i partiti, io mi auguro, dovrebbero veramente fare un salto da questo punto di vista, mettendo al centro le cose veramente importanti. Sono d'accordo con chi mi ha preceduto, non le lotte meschine di potere, non le competizioni tra l'uno e l'altro personaggio, ma avere a cuore il benessere e l'interesse comune. Crosato? Concordo pienamente con gli interventi di prima dei colleghi. Per l'aspetto delle regionali abbiamo ancora tempo, il 2025 io lo vedo ancora lontanissimo, ci sono le europee prima e avendo corso praticamente a tutte le campagne elettorali di Forza Italia so che comunque questo è il periodo anche che dobbiamo tirare per riuscire a riconquistare voti, anche incrementando i nostri iscritti e quant'altro e riformandosi. Quindi questo è un periodo per noi anche di tranquillità e sfrutteremo questo periodo. Per quanto riguarda invece il locale abbiamo una sfida importante che è quella di Treviso e piace che tutto il centrodestra sia unito. Mettere in discussione Mario in questo momento sarebbe folle. Dobbiamo andare a riconfermare Treviso perché è fortemente centrale. Dobbiamo imparare anche dagli errori fatti in passato come a Conegliano, dove sapevamo che la persona più forte era l'attuale sindaco Fabio Chiesi, invece il centrodestra non ci ha creduto e non è venuto con noi. Noi non faremo questo errore, sappiamo localmente chi è amato dalla gente, chi è tra di noi, tra il centrodestra, che ha più possibilità di vincere, quindi lo sosterremo fino all'ultimo in maniera leale. Siamo quasi alla fine di questa puntata, insomma parliamo, adesso ci sarà, l'abbiamo detto, un po' il Toto Ministri, ma è normale, e subito dopo il nuovo governo al lavoro. E ci saranno ovviamente tutti i tavoli perché le associazioni anche di cui tu fai parte vogliono avere degli incontri, vogliono avere delle risposte. Sì, assolutamente. Adesso inizia un periodo che piacerà molto a chi sta a casa perché appunto potrà giocare al Toto Ministri. L'importante è che appunto tutti i nostri esponenti che sono saliti in queste elezioni abbiano già un'idea ben chiara di quella che sarà poi la scacchiera appunto del nuovo governo e inizino invece a lavorare prima possibile a quelle che saranno le riforme da mettere in atto appena il governo si insedierà ufficialmente. Dopodiché anche come presidente dell'associazione quello che a me piacerebbe è trovarmi poi davanti dei ministri, dei sottosegretari competenti nei ruoli in cui vanno ad operare e di conseguenza riuscire a posizionare dei tecnici come potrebbe essere ad esempio Nordio ma anche Panetta all'economia davanti, con cui appunto poter dialogare in maniera competente senza dover poi passare per magari i tecnici del governo, sarebbe sicuramente più veloce, più rapido nella soluzione di determinati problemi, quindi speriamo che si tenga conto di questo e di quanto è stato detto appunto anche durante la campagna elettorale, anche da noi stessi, di noi moderati, che abbiamo sempre cercato di creare anche le nostre liste con persone competenti nei ruoli di cui poi dovevano andare a ricoprire. Finco, come Toto Ministri, qualcuno che le viene in mente? Guardi, io non lancio nomi perché dopo sappiamo che fine fanno, no? Io mi auguro solamente che questa terra possa essere ben rappresentata, insomma, che piaccia o no, il nord-est è una delle terre più produttive di questo paese, ha la necessità di avere importanti infrastrutture, di risposte concrete in ambito energetico, in ambito di crescita dell'economia, perché d'altra parte ce lo chiede il mondo dell'impresa, ma soprattutto insomma ce lo chiede il territorio in cui viviamo. E soprattutto mi auguro di vedere dei ministri competenti, come diceva prima l'esponente di Coraggio Italia, insomma non possiamo più pretendere di
di avere un paese con alcune componenti che lo guidano, come i 5 Stelle, che hanno rappresentato il nulla totale da Di Maio alla Zolina a Toninelli, che fortunatamente abbiamo visto anche la fine che hanno fatto, perché avere altri 5 anni con persone ovviamente di poca competenza è inimmaginabile, ma visto che insomma fortunatamente il centrodestra ha figure che hanno competenza, che hanno una storia, perché spesso si parla dei tecnici, no? È vero, magari in qualche dicastero ci sta bene anche il tecnico, ma guardi, ci sono anche tante persone che fanno politica e non ci dobbiamo assolutamente vergognare di dire che una persona fa politica, che hanno grandissima esperienza, competenza e sicuramente possono dare una mano a questo paese ad uscire dalla crisi, insomma, nella quale siamo immersi. Quindi sono fiducioso. Zanella. Saremo all'opposizione e ci regoleremo secondo le proposte che verranno fatte, incalzando sul programma e facendo un'opposizione molto forte, rigorosa, ma anche capace di fare delle proposte che possono eventualmente essere accettate dal governo. In brevissimo, proprio Crosato, siamo in chiusura. Beh, velocissimamente auspico ovviamente Tajani quale ministro degli esteri, è il mio sogno, insomma, una persona liberale, una persona europeista che darebbe all'Italia una caratura internazionale. E poi attenzione al settore agricolo, abbiamo un grande bisogno di una persona per bene che è capace di governare questo settore che in Veneto pesa tantissimo. Vi ringrazio, siamo arrivati davvero al termine. Ringrazio Emanuele Crosato per essere stato con noi, ringrazio anche Andrea Penzoiello che è qua accanto a me, Nicola Finco e Luana Zanella. Grazie davvero. Grazie a voi. Grazie, siamo arrivati al termine. L'appuntamento ovviamente è sempre per domani con la nostra nuova prima edizione. Ringrazio i registi che ci hanno seguito passo dopo passo, Alessandro Granzera e Italo Moro. Grazie davvero, arrivederci.